Buongiorno telespettatori di Tele4 e benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Come sempre staremo insieme fino alle 10. Gli ospiti che si susseguiranno accanto a me saranno il consigliere regionale dei Verdi Sinistra Serena Pellegrino dalle 8 alle 9 e poi dalle 9 alle 10 Stefano Bernobic, che è capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Ci collegheremo come sempre con Marco Stabile, che sarà in diretta credo a bordo del Fino Verde per arrivare fino a Muggia. Poi a Muggia sempre Stabile sarà con il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Il numero di telefono a cui chiamare per intervenire in diretta è 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it e invece l'indirizzo di posta elettronica. Io direi che possiamo cominciare dando un'occhiata al meteo. Sull'Europa centro-occidentale si estende un vasto anticiclone centrato sulla Gran Bretagna, che fa fluire sul nord Italia deboli correnti orientali con aria fresca e umida in quota. Il deciso riscaldamento pomeridiano rende quest'aria instabile, specie nella zona montana. Per quanto riguarda le previsioni per oggi, su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sui monti variabile. Nel pomeriggio sulla zona montana probabili rovesci e temporali, possibili anche in qualche zona di pianura. Al mattino sulla costa soffia la bora, in giornata su tutto il Friuli Venezia Giulia venti a regime di brezza. Vi diciamo anche quelle che sono le previsioni per domani: 2 giugno, festa della Repubblica, cielo poco nuvoloso sulla costa, variabile sul resto della regione, con maggiore nuvolosità sulle prealpi. Già dalla tarda mattinata saranno possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio. Sulla costa venti di brezza. Questo per quanto concerne il meteo. Adesso incominciamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera, che come sapete ci accompagnano nella prima parte della nostra trasmissione. Partiamo allora dalla prima pagina del Piccolo. Dunque, subito sotto il titolo: Balcani, Unione Europea e Stati Uniti, pressing sul Kosovo. Borrell, che è il responsabile esteri, diciamo così, dell'Unione Europea, dice situazione pericolosa, laddove per quanto riguarda la questione ucraina il Piccolo pone l'accento su un allarme del direttore dell'agenzia atomica che dice evitare il disastro nucleare. Da Sistiana Grignano si riparte e invece il titolo che la prima pagina del Piccolo supporta con una foto, laddove di spalla, per quel che concerne politica ed economia, Banca Italia, Visco avverte, serve prudenza su conti e debito. Il titolo centrale della... Io vi scuso, qui dentro c'è qualcosa è impossibile che io comincio a tossire quando entro qua dentro. Abbiate pazienza, vi chiedo veramente scusa. Dunque, allora, scontro in aula su Bini, questo è il titolo centrale del Piccolo. L'opposizione attacca su Euro e Promos, ha detto cose non vere, si dimetta. Bini commenta falsità. Sempre per quanto riguarda la parte centrale, spalla al titolo diciamo così di apertura, incontro decisivo sull'ex fiera fra il Comune e i carinziani, e poi oggi è il giorno in cui si inaugura il Caffè Sacher, credo quello sia via Dante. Andiamo a vedere invece la prima pagina del Corriere della Sera. Purtroppo la Roma non è riuscita a conquistare l'Europa League, ha perso ai rigori, maratona amara. Il titolo però è riforme, il richiamo di Visco. Il governatore di Banca Italia: il salario minimo è utile, accelerare sul PNRR, Premier, il piano va aggiornato, fondi Unione Europea, scontro sui controlli, il governo blocca la Corte dei Conti, l'opposizione protesta. Ci sono delle tensioni per quanto concerne il PD, insomma verrebbe da commentare guarda caso. La Schlein le lascia perdere, tira dritto, è solo l'inizio, sono qui per restare. C'è una pista russa per quanto concerne il naufragio degli 007, scrive il Corriere, sorvegliavano gli oligarchi. E poi ancora
la situazione nel comune più colpito dall'alluvione, che è Conselice. L'acqua si ritira, però qui c'è poco da salvare. Conselice fa i conti con il dopo alluvione, non c'è più acqua, le strade sono ancora piene di fango e di mobili ammassati e dei 1000 oggetti della quotidianità ormai inservibili. Ci sono anche 2 immagini della stessa casa durante i giorni dell'alluvione e con l'acqua che si è ritirata. Allora, leggiamo il caffè di Massimo Gramellini, perché riprende, credo sia un articolo interno di Aldo Grasso, poi magari vedremo. Dice Gramellini: ha ragione Aldo Grasso, il Michele Santoro che di martedì sprizzava livore da tutti i pori contro Fazio e Annunziata mette una certa tristezza e spiega una delle ragioni per cui in Italia la destra è più solida della sinistra. Immagino, scrive Gramellini, che nemmeno Vittorio Feltri, Belpietro e Sallusti si amino alla follia, però non li sentirete mai parlare male l'uno dell'altro. E a Matteo Salvini sopporta la Meloni ancor meno della Littizzetto, ma si guarda bene dallo spernacchiarla in uno dei suoi tit adolescenziali, scrive Gramellini. La sinistra, politica e giornalistica, si divide invece tra massimalisti e riformisti, con i primi che considerano i secondi i veri nemici da abbattere. Conte e i suoi suggeritori mediatici detestano molto di più il PD che Fratelli d'Italia, e neppure il particolare che Fazio e Annunziata siano nel mirino polemico della stampa di destra induce quelli come Santoro a sospendere per un attimo le ostilità ed esprimere un minimo di solidarietà nei loro confronti. Anzi, sembrano quasi seccati i massimalisti, che qualcuno osi scippare loro la palma di unici martiri autorizzati di qualunque regime filoamericano e capitalista. I Santoro sono la cuccagna della destra che li usa per dividere lo schieramento avversario e batterlo separatamente. È una storia che si ripete immutabile nei secoli. Chi si sente in missione per conto della rivoluzione finisce sempre per aiutare la conservazione e talvolta per propiziare la reazione. Che cos'era successo? È successo che in un'intervista, credo di martedì, Santoro, che pure si era espresso, diciamo così, in termini solidali nei confronti dell'Annunziata e Fazio, che hanno deciso di abbandonare la RAI, ha un po', diciamo così, stigmatizzato il loro comportamento. Devo dire che ho letto questa mattina, prima di incominciare la diretta, ho guardato un po' Dagospia, e anche Piero Chiambretti dice, insomma, stiamo attenti a farne dei martiri. Si sono licenziati perché avevano probabilmente già accordi con Discovery o dove andranno. Insomma, è la solita storia che si ripete per certi aspetti, insomma. Allora, andiamo adesso a vedere il Piccolo. Io direi vediamo come il Piccolo tratta l'affaire Bini, che è scoppiato ieri in Consiglio regionale. Allora, dovrebbe arrivare adesso, eccolo qua. Bini non solo azionista ma dirigente di Europromos, l'opposizione si dimetta, Moretuzzo va all'attacco sul ruolo dell'assessore alle attività produttive, il Dem Moretti, la risposta aggrava la posizione dopo la vicenda Medio Credito. In una busta paga, scrive il Piccolo, dell'ottobre 2021, stipendio mensile indicato in 31.000 euro lordi. Non ho alcun incarico operativo, dice Bini. Moretuzzo: dette cose non vere, se non c'è un passo indietro sia Fedriga a prendersi la responsabilità politica, il PD faremo richiesta di accesso agli atti. Capozzi del Movimento 5 Stelle: garantire trasparenza. Il mio ruolo di dirigente era noto dal 2018, ecco come ho saputo della vendita dell'immobile. L'assessore regionale replica alle accuse dell'opposizione e ipotizza un disegno criminoso contro di lui. Dice Bini: fatta di ogni erba un fascio, messi insieme appalti vinti dalla SPA e da cooperative di cui non sono nemmeno socio. L'edificio di Trieste mi è stato segnalato da un agente immobiliare che mi ha messo in contatto con figlio dell'onorevole Savino. Allora, facciamo così, siccome
doverosamente anche di questo ci siamo occupati ieri durante il telegiornale, vi facciamo vedere adesso la ricostruzione di quello che è accaduto e anche il commento molto rapido, devo dire, del presidente Fedriga appunto sul caso Bini. È doveroso chiedere le dimissioni dell'assessore Bini perché ha dichiarato il falso in questi anni, ha sempre detto che non aveva ruoli di responsabilità dentro Europromos e invece scopriamo oggi dalle sue parole che è un dirigente dell'azienda. Non solo socio, posizione che già dava origine a un problema d'opportunità, ma addirittura dirigente della società Euro e Promos. E alla luce di questa ammissione dello stesso assessore regionale Sergio Midiobini che le opposizioni ne hanno chiesto oggi le dimissioni. È stato il capogruppo del Patto per l'Autonomia Massimo Moretuzzo con una sua interrogazione in aula a criticare il ruolo ricoperto dall'assessore nella società vincitrice di tanti appalti in regione, tra cui quello per i musei del Comune di Trieste, al centro di polemiche per gli stipendi bassi ai dipendenti. Questo è in palese conflitto di interessi col suo ruolo di assessore alle attività produttive e quindi tutto il tema, diciamo, dell'inopportunità del fatto che lui fosse azionista di riferimento di un'azienda che vince diversi bandi di gare pubbliche oggi si aggrava del fatto che è dirigente di quell'azienda, quindi non può dire che non è responsabile delle scelte fatte dall'azienda, non può dire che non c'è un conflitto di interesse. È stato lo stesso assessore alle attività produttive a spiegare in aula di essere stato assunto dalla Eurocoop, che successivamente con una fusione ha dato vita a Euro e Promos, come dirigente d'azienda, senza ulteriori incarichi, senza che da ciò siano poi derivate situazioni di conflitto di interesse, ha precisato. L'assenza di ruoli operativi da parte del sottoscritto negli organi di gestione fa il paio con l'assenza di qualsiasi delega legata alla posizione lavorativa. Ma è stato proprio quel passaggio sul ruolo da dirigente d'azienda a scatenare le opposizioni che poi hanno chiesto compatte le dimissioni di Bini, andando dunque oltre la mozione di censura già presentata da Diego Moretti, capogruppo del PD, sull'altra vicenda in cui è coinvolto l'assessore, ovvero l'acquisto da Mediocredito, allora controllata dalla Regione, di un immobile a Trieste. Questo acquisto del tutto incauto, del tutto inopportuno rispetto al ruolo ricoperto dall'assessore Bini, alla quale si aggiunge la risposta odierna nella quale lui conferma di fatto i suoi incarichi operativi dirigenziali all'interno della società Europromos, non possa che confermare il fatto che per noi è impossibile non chiedere le dimissioni. Allora, questo per quanto concerne quello che è avvenuto in aula. Ieri noi abbiamo intervistato, ieri pomeriggio, all'atere di un altro evento, il Presidente della Regione Fedriga su questo e credo anche su un altro argomento. Ha risposto e risponderà domani l'assessore Bini, cioè non entro negli acquisti personali che fa una persona, se sono legittimi, cioè, siamo veramente arrivati a in una situazione alquanto particolare in questo Paese. Grazie. Questa è la secca replica del presidente Fedriga alle polemiche esplose oggi in aula sul caso Bini con la richiesta di dimissioni da parte dell'opposizione. Domani dunque sarà lo stesso assessore a rispondere. Il governatore ha anche commentato le parole della Premier Giorgia Meloni sull'eccessivo peso fiscale definito pizzo di Stato sulle spalle dei piccoli commercianti. Io penso che la pressione fiscale e la diminuzione della pressione fiscale sia anche direttamente proporzionale alla diminuzione dell'evasione. Ormai studi economici internazionali certificano che quando la pressione fiscale è troppo alta, il rischio di favorire l'evasione invece che di combatterla. Abbiamo visto che misure eclatanti che hanno fatto la lotta all'evasione, bloccando le auto per strada, andando a Cortina, i tempi del governo Monti, penso non siano dimenticati da nessuno, non hanno portato i risultati sperati. Quindi in realtà la diminuzione della pressione fiscale non vuol dire soltanto rendere più competitivo il Paese, ma anche diminuire l'evasione. Adesso il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Dovrebbe essere collegato con noi l'ispettore Schillani. Buongiorno. Pronto ispettore? Non c'è. Allora vediamo eventualmente di recuperare più avanti la telefonata. Intanto torniamo alla lettura dei quotidiani.
Vediamo allora a questo punto le pagine interne del Corriere della Sera che si occupano ancora una volta del PNRR. Non perdiamo tempo, il salario minimo è utile, questo dice il governatore della Banca d'Italia Visco, l'economia ha capacità di reazione, la riforma del fisco sia coperta. Ci sono anche delle immagini, come potete vedere, vediamo se sì. Per esempio in questa foto Draghi con Letta e Dini, Visco e Alessandra Perrazzelli, vice direttrice generale. Per avere più potere d'acquisto serve una crescita più sostenuta della produttività, dice appunto Visco. Nato a Napoli nel 1949, laureato alla Sapienza, ha un master in art e un PhD in economy all'Università della Pennsylvania, governatore dal novembre del 2011. Tutto ciò all'interno della relazione appunto del governatore della Banca d'Italia. Vediamone i punti: dalla flat tax, effetti distorsivi ed evasione, super bonus, spinta al PIL ma costi elevati, e poi reddito di cittadinanza, lo perderà il 40%. Credo che siamo di nuovo con l'ispettore Schillani, no? Pronto? No, abbiamo evidenti difficoltà di comunicazione. Vediamo se poi nel prosieguo riusciamo a ristabilire il contatto, se no andiamo avanti. Visco è anche al passo d'addio alla Banca d'Italia. Dopo 12 anni, la sfida delle crisi, i valori di Banca Italia, curiosità e conoscenza. Per la successione le ipotesi Panetta e Franco. Ignazio Visco ha citato il Convivio di Dante, quarto ed ultimo trattato. Lo fondamento radicale della imperiale maiestade, secondo lo vero, è la necessità della umana civiltade che ha uno fine ordinata, cioè a vita felice, alla quale nullo per sé è sufficiente a venire senza l'aiutorio di alcuno. Con ciò sia cosa che l'uomo ha bisogno di molte cose, alle quali uno solo satisfare non può. E però dice lo filosofo che l'uomo naturalmente è compagnevole animale. Allora, proseguiamo sempre con le pagine interne del Corriere. Fondi Unione Europea, stop del governo ai controlli, sale lo scontro sulla Corte dei Conti. L'opposizione insorge, l'emendamento che sottrae ai magistrati le verifiche, accantonato fino ad oggi. Allora, tra la Corte dei Conti e il governo è in atto uno scontro dopo che i magistrati contabili hanno mosso rilievi sullo stato di attuazione del PNRR, rilievi che hanno suscitato la reazione del governo. La Corte non ha competenza, i giudici hanno espresso stupore. Il governo ieri ha presentato un emendamento al decreto legge sulla pubblica amministrazione che esclude la Corte dei Conti dal controllo concomitante sul PNRR e proroga di un anno il cosiddetto scudo erariale nei casi di colpa grave. L'emendamento modifica la norma del 2020 in base alla quale la Corte dei Conti svolge il controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. I vertici della magistratura contabile saranno ricevuti oggi a Palazzo Chigi, non ci sarà la Premier Meloni attesa in Moldavia per un incontro, ma i numeri alla Camera ci sono e il testo potrebbe essere approvato già quest'oggi. Appunto, Meloni e Fitto, le contromosse, noi corretti chiediamo rispetto, l'ira di Palazzo Chigi per chi frena il piano. L'obiettivo di velocizzare al massimo le procedure per le risorse del PNRR, insomma, qua io non ho ancora capito se questi soldi sono arrivati o meno, ma bon. Allora, torniamo al piccolo, eravamo già alle pagine che riguardano già la regione. Il cantiere A4 della terza corsia costerà il 20% in più del previsto, aumenti dettati da caro prezzi ed energia. Paniz serviranno 1 miliardo e 200 milioni per chiudere nel 2027. Il bilancio di FVG Strada è inattivo, manutenzioni per 11 milioni. Allora, andiamo ancora avanti, crollano i pensionamenti, in 3 mesi meno 25,6%, i dati INPS
per il Friuli Venezia Giulia è in linea con quelli nazionali, molto accentuato il calo tra i dipendenti pubblici. L'addio prima a quota 100 e poi a quota 102 ha ridotto in modo drastico le finestre di uscita. Appello alla consulta, si apre uno spiraglio sul processo Regeni, secondo il GUP c'è un'inammissibile zona franca di impunità, i genitori del giovane ucciso al Cairo nel 2016 e una nuova speranza. Andiamo ancora avanti. Europa e Stati Uniti in pressing sul Kosovo, Borrell, situazione pericolosa. Qui invece siamo già alle pagine che riguardano Istria, Quarnero e Dalmazia, torniamo invece al Corriere della Sera, andiamo ancora avanti con le pagine interne. Ho sbagliato, cosa è successo? Abbiate pazienza, ritorniamo subito con il Corriere. Intanto siamo andati sulla pagina, avete visto, siamo andati sulla pagina online, ecco, l'abbiamo ripreso. Dunque, questo abbiamo visto. La Premier a Fratelli d'Italia in Parlamento con la proposta del premierato, vertice con i capigruppo, la strada di una discussione senza fretta, Casellati, DDL entro l'estate. Allora, qui insomma, si tratta come sempre di riforma costituzionale, l'esecutivo con il costituzionalista Saverio Marini sta studiando una riforma contro l'instabilità dei governi. Fratelli d'Italia puntava al presidenzialismo alla francese, ora la maggioranza è unita sul premierato con il sì del terzo polo. Il premierato è il sistema che prevede un Presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini. In Francia invece si elegge il Presidente della Repubblica e anche qui ogni tanto insomma, vengono proposte queste riforme, poi dopo insomma, sapete come sta andando a finire, insomma. Vedremo se qui si riuscirà a combinare qualcosa o se anche in questo caso tutto ciò è così, dura solo per poter portare avanti il dibattito che c'è invece, tanto per cambiare, all'interno del Partito Democratico. La Schlein dice finita, state comodi, siamo qui per restare, no ai fondi PNRR per le armi, e sul post alluvione spinge Bonaccini. La leader del PD, appunto, i punti fermi sulla posizione del PD sulle armi per l'Ucraina, la segretaria Elly Schlein li mette nel pomeriggio durante una breve indiretta su Instagram. Non abbiamo dubbi sul pieno supporto all'Ucraina con ogni mezzo necessario per la difesa, così come siamo favorevoli all'avanzamento di una difesa comune europea. Durante la diretta affronta anche gli altri temi caldi, il futuro del PD dopo la non brillante prova elettorale delle ultime comunali. Il cambiamento non è un pranzo di gara, mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare, noi non ci fermiamo, abbiamo da ricostruire una prospettiva dando speranza al Paese, facciamolo tenendo botta. Il PD ha 2 punti fermi, questo abbiamo visto, dunque aspettiamo ancora la nomina di un commissario, serve chi conosce i territori, no a scelte dettate da interessi di bottega. Qui la Schlein si riferisce invece alla nomina del commissario per la gestione dell'emergenza in Romagna. Il nome che viene fatto abbastanza frequentemente è quello dell'attuale presidente della regione Bonaccini, di solito quasi sempre funziona in questo modo, qui però c'è anche uno scontro politico piuttosto acceso, e comunque Schlein affronta anche malumori interni al partito, perché appunto con la sconfitta alle comunali riemergono i malumori tra i Dem, i dirigenti chiedono alla Schlein di non fare da sola, alcuni vorrebbero un rimpasto della segreteria per dare voce alle correnti più forti. Altro nodo per Schlein, la composizione delle liste per le europee del prossimo anno, fra l'altro. La fedelissima Bonafoni potrebbe correre da capolista nel Lazio, ma c'è chi punta su Gentiloni e anche Bonaccini è pronto.
Allora, al posto di dimissioni, Cottarelli si è dimesso dal Senato, era stato eletto con il PD, al suo posto entra Cristina Tajani. Invece c'è la notizia che l'ex terrorista nero Deinar andrà a scrivere sull'Unità. Vergognoso che il direttore Sansonetti faccia scrivere uno pseudogiornalista, siamo schifati, dice Paolo Bolognesi, che è il presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna. Tutti i detenuti hanno diritto a una progettualità di vita, ma dare spazi mediatici a una persona che si è macchiata tra gli anni del reato di strage non è accettabile, questo lo dice Federico Sinicato, che è l'avvocato dei familiari. Giovanni Barbera di Rifondazione Comunista chiude: la realtà ha superato ogni più fervida fantasia, Gramsci si starà rivoltando nella tomba. Proseguiamo con il Corriere, se ancora sulla questione interna al Partito Democratico, il momento dell'unità. Schlein può essere radicale nei contenuti ma non ideologica. Nardella, sindaco di Firenze, dice no a tensioni permanenti e l'ultima spiaggia. Io direi che possiamo tornare al piccolo e eventualmente vediamo se di entrare nelle pagine, nella cronaca locale. Eccola qua, operazione ex Fiera ancora in stallo, l'8 giugno il confronto decisivo. I proprietari carinziani richiamano chiarimenti, l'assessore Babuder li abbiamo già convocati. Alla fine della fiera, si scrive Giovanni Tomasin, alla fine della fiera si bisticcia ancora sulla fiera. I proprietari del complesso della società carinziana MID annunciano, dopo il Ballegate dell'ultima settimana, di voler chiedere un incontro alla giunta di piazza per avere chiarimenti. Stiamo attendendo il permesso di costruire, non sappiamo cosa possiamo fare di più, dicono. Dal municipio arriva la replica, non serve che ci chiedano incontri perché li abbiamo già convocati noi per l'8 giugno prossimo, vedremo se avranno recepito le indicazioni che abbiamo dato loro sul progetto. Nel frattempo resta quindi in attesa il progetto per un grande centro commerciale a Montebello e con esso le annesse opere di urbanizzazione del rione. Resta il fatto che oggettivamente passare da quelle parti è abbastanza sconfortante. Andiamo ancora avanti, poi perché c'è anche il caso appunto degli stabilimenti balneari. Lo stabilimento Sirena Grignano è ancora chiuso, il tunnel è off limits, la riapertura dello stabilimento balneare era prevista originariamente per oggi, per questioni di sicurezza la galleria pedonale non è accessibile, la galleria pedonale era una caratteristica abbastanza tipica appunto di quello stabilimento balneare o comunque per arrivare a quello stabilimento balneare. L'area di transito viene spesso valicata nonostante i cartelli di divieto presenti all'ingresso, ancora ignote le tempistiche precise entro le quali il passaggio sarà fruibile. Riparte la linea Trieste-Sistiana con il Delfino Verde Gold, 4 le partenze giornaliere in programma dai 2 capolinea, tra l'altro fra un po' Marco Stabile si imbarcherà verso Muggia, dove sarà collegato sia dal Delfino Verde, sia anche proprio da Muggia con il sindaco Polidori, credo intorno alle 9, laddove già dalle 8 saremo collegati per la prima parte della nostra diretta esterna. Allora, il signor Tull dice che spostando le strisce pedonali in piazza Goldoni, angolo via Mazzini, non si risolverà il problema perché ci saranno sempre pedoni che non rispettano il codice della strada. Mi dispiace per chi ha voluto lo spostamento, il problema si risolve solo toccando il portafoglio ai trasgressori. Inoltre non si prendono più provvedimenti verso gli automobilisti che occupano lo spazio riservato ai bus.
Tre sono le questioni che solleva il nostro telespettatore. Vi ricordo 040 977 8910 il numero di telefono per intervenire, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo ancora per leggere Il Piccolo e il Corriere della Sera. Allora rientriamo in studio per la seconda parte di Trieste, di Sveglia Trieste. Trieste in diretta va in onda alle 18 questa sera, puntuale come sempre. Vi ricordo che saranno con noi a partire dalle 8 e fino alle 9 il consigliere regionale dei Verdi Sinistra Serena Pellegrino e quindi dalle 9 alle 10 Stefano Bernobic, che è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale. Marco Stabile si collegherà a bordo del Delfino Verde andando a Muggia e poi sarà a Muggia con il sindaco Polidori. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui intervenire, svegliatrieste@tele4.it è invece l'indirizzo di posta elettronica. Allora, avevamo lasciato Il Piccolo parlando di spiagge e di stabilimenti balneari. Porto Piccolo aprirà entro il 9 giugno e la gestione sarà una gestione provvisoria in attesa della NH, penso si pronunci minor, insomma. Operativa a breve la struttura mare nel borgo, se ne fa carico la concessionaria Baia di Sistiana Resort, che poi passerà le consegne. A Porto Piccolo dunque finalmente qualcosa si muove. Lo ha assicurato ieri Filippo Burchi, amministratore delegato della Baia di Sistiana Resort. Poi appunto dovrebbe arrivare nei primi giorni di luglio, dovrebbe arrivare il nuovo soggetto che gestirà l'intero comprensorio e quindi anche la spiaggia, di cui comunque resteremo concessionari, dice Burchi. E poi c'è anche, diciamo, la soddisfazione del sindaco di Duino Aurisina, Gabrovez. Sono soddisfatto perché vedo che sia sulla spiaggia di Porto Piccolo sia nello stabilimento di Castelreggio si sta lavorando con impegno per sistemare i lettini, allestire i chioschi e completare gli allacciamenti per le varie utenze. Castelreggio slitta l'inaugurazione, ore decisive pure per l'ex Cantera. Intanto oggi alle 9 sulle Serrande, dopo il complesso restauro degli spazi che ospitavano un negozio di calzature Rosini, arrivate ieri le prime torte da Vienna, sarà l'unico locale in Italia a poter proporre la ricetta originale. Dalle 9 di stamane finalmente aperto il Caffè Sacher, vista la lunga attesa e l'entusiasmo manifestato dai triestini e dai turisti per la nuova impresa commerciale di Via Dante, è molto probabile che nei primi giorni di apertura ci si dovrà mettere in fila per poter accedere al riqualificato locale. Un recupero durato mesi, ingrandisco così leggo bene anch'io, un recupero durato mesi, che i titolari Dizzy Alfons e Erich Bernhard, entrambi architetti, hanno seguito in prima persona ogni minimo particolare, rispettando i vincoli imposti a quel locale storico dalla soprintendenza, e te pareva, dando risalto al disegno originale degli interni che risale al 1913. Allora, una discarica di rottami sulla banchina dell'ex Ferriera, questa è la denuncia del numero 1 del Circolo Miani Fogar, che incalza sull'impatto ambientale e sul problema dei rumori durante le operazioni di scarico pure di notte. La donna che ha coltellato l'autista aveva appena ferito 2 infermieri. 2 sanitari del CSM della Maria Maddalena assaliti dalla 47enne che poco dopo sarebbe salita sulla 10. Il retroscena che riguarda appunto la coppia arrestata lunedì, oggi l'interrogatorio dei GIP.
Siccome poi gli idioti sono sempre presenti e sempre attivi, qualcuno ha pensato bene di disegnare una svastica sul cofano di un'auto di servizio dell'azienda sanitaria e c'è stata una denuncia ai carabinieri di Scorcola. Raffaele Tito, nominato procuratore di Verona, Tito ha lavorato a lungo a Verona, e poi c'è una precisazione dell'assessore Scocimarro per quanto concerne la cabinovia: la Regione rilascia soltanto le autorizzazioni. Ce ne siamo occupati ieri. Se Federica parla di rinegoziare i progetti PNRR, la priorità sia questa, dice la consigliera Massolino del Patto per l'Autonomia. Allora, andiamo ancora avanti, però torniamo al Corriere della Sera e vediamo siamo appena a pagina 9, andiamo un pochettino avanti magari, eccolo qua, ancora, come dicevamo prima, girandola in Rai, c'è il no di Porro, caso Santoro su Fazio Annunziata, il giornalista narrazioni farlocche, non li sopporto, si fortifica l'ipotesi Maggioni la domenica. Nessuna occupazione di Viale Mazzini, dice Giovanni Minoli, è stata applicata la legge, mi aspetto aria nuova. Finora la compagnia di giro è sempre stata la stessa, Fazio e Annunziata non li capisco. C'è da dire anche questo su tutta la questione. Vorrei essere smentito anche, probabilmente lo sarò, però questo dibattito sui conduttori che lasciano perché magari avevano già in atto trattative con Discovery o perché vanno in cerca di altri luoghi dove approdare, francamente a me sa un po' di vecchio, perché parliamoci chiaro, la televisione sta cambiando e sta cambiando in modo tale che forse le reti generaliste nella loro struttura, non so, cioè, la televisione ormai sta andando sulle piattaforme, diciamo la verità anche questo, quindi ragionare in questi termini, non lo so, mi sembra una battaglia in entrambi i casi di retroguardia, ma anche questo, i giri di nomi che arrivano, vanno, vengono, non lo so, e poi bisogna vedere il pubblico giovane, guarda Fazio, guarda l'Annunziata e queste cose, non lo so, resta un dibattito che porta poi anche, come abbiamo visto, a dei personalismi non da poco. Andiamo ancora avanti con il Corriere della Sera, qui si parla della guerra, i villaggi russi già in guerra, bombe ogni giorno, mancano le sirene, il terra di confine ormai nel mirino, Kiev colpisce una raffineria, quindi la controffensiva di Kiev, come qualcuno diceva, sembra più un'altra offensiva. O poi accusò Biden di violenza sessuale, riappare in Russia, sono a casa, Tara Reid in TV con la spia Maria Butina, negli Stati Uniti rischiava la prigione o la morte. Biden ha sempre respinto le accuse, Reid non è mai riuscita a fornire le prove. Tara Reid, collaboratrice di Biden nei primi anni 90, contatta diverse testate e lo accusa di abuso di potere ma non di molestie sessuali. Una portavoce dell'allora candidato alle primarie bolla come false le accuse. Nel marzo 2020 Reid aggiunge che Biden l'avrebbe violentata. Ora Reid è ricomparsa sulla televisione russa a fianco di una spia del Cremlino, qui mi sento a casa, negli Stati Uniti sarei stata imprigionata e uccisa, figuriamoci in Russia. Allora, qui c'è un clima da guerra fredda che, come potete immaginare, in epoca di Me Too assume dei contorni anche piuttosto, diciamo così, piuttosto particolari, insomma. Poi sempre nella stessa pagina del Corriere della Sera c'è un'intervista al politologo Ian Bremmer, presidente della società di consulenza
politica Eurasia Group. Bremer: solo l'ONU può frenare i pericoli dell'intelligenza artificiale, il modello è quello del clima. Ancora avanti con il Corriere della Sera, Regeni, l'ultima carta, gli atti alla consulta, il giudice dall'Egitto, abuso e ostruzionismo. È incostituzionale impedire il processo agli 007. La scelta del Cairo è antidemocratica, crea una inammissibile zona franca di impunità. Andiamo avanti. Il compagno indagato per omicidio, la scientifica nella casa della coppia, una traccia di sangue trovata nel SUV dell'uomo, le ricerche di Giulia nei boschi. Alessandro Impagnatiello, il compagno di Giulia Tramontano, fa il barman in alcuni locali di Milano. È una svolta rispetto a questo caso. Alessandro Impagnatiello, compagno della 29enne Giulia Tramontano, appunto incinta al 7° mese e scomparsa da 5 giorni da Sanago, è indagato per omicidio. L'appartamento in cui viveva la coppia è sotto sequestro. Il SUV del 30enne, barman del lussuoso Armani Bambù di via Manzoni a Milano, è stato analizzato dal RIS e sarebbero emersi indizi decisivi, ma le indagini puntano anche su un eventuale complice, forse un amico. Dalle indagini era emerso che Giulia aveva avuto una pesante discussione con il fidanzato dopo la scoperta di una relazione parallela con una giovane straniera, una ragazza che mesi fa era anche rimasta incinta prima di decidere di interrompere la gravidanza. Le due donne avevano avuto un confronto proprio nella giornata di sabato, dopo la quale appunto la ragazza è scomparsa. Impagnatiello aveva ammesso di aver litigato con Giulia e poi appunto ieri questa svolta. Allora c'è un'ipotesi, tornando insomma a parlare di spionaggio, c'è un'ipotesi di spionaggio appunto per quanto riguarda gli 007 naufragati nel lago, ipotesi di spionaggio sui magnati russi. Lo skipper legato ai servizi. Nella mattinata di domenica i 21 agenti segreti, donne e uomini sia italiani sia israeliani, scesi da una barca, una casa galleggiante immatricolata in Slovenia, approdati sull'isola dei pescatori nel Lago Maggiore, avevano abbigliamento casual, sneakers, jeans, magliette oppure polo, vestiti compatibili con un pranzo consumato nel ristorante stellato Il Verbano, nell'ambito di una gita di fine missione, oppure indossati per simulare di essere turisti e quindi una tattica parte integrante della missione. Quale? L'isola era affollata, il locale anche, pur ricordando la capienza non esagerata, però la presenza di stanze per pernottare. In ogni modo, un numero così alto di operativi forse si sposa a fatica con attività di intelligence, a meno che il ristorante non fosse una base di partenza per esplorazioni da infiltrati. Quindi insomma anche qui ipotesi di spionaggio eccetera, laddove credo sia questa una novità, nel senso che hanno trovato il corpo della ragazza di cui leggevamo prima e il compagno è stato arrestato perché ha anche confessato. Quindi credo, non so se è un'ultima ora, questa che ringrazio mi segnalano dalla redazione. Vediamo un attimo se sul Corriere online c'è qualche cosa di più. Eccolo qua, trovato il corpo di Giulia Tramontano, il barman Impagnatiello confessa: l'ho uccisa io, il tentativo di bruciare il cadavere. Decisive le tracce di sangue nell'auto del barman, appunto Giulia aveva scoperto il tradimento del fidanzato, sotto sequestro l'appartamento della coppia, indizi decisivi emersi dalla perquisizione dell'auto del 30enne. Quindi non ci sono grosse novità dal punto di vista investigativo, però c'è il ritrovamento del cadavere e anche la confessione
dell'uomo e il conseguente arresto. Andiamo ancora avanti con il Corriere, vediamo se ci sono altre pagine di cronaca. E qui la cronaca ci riporta in Romagna. Conselice è libera dall'acqua, ma quasi tutto è da buttare. Qui c'è una doppia immagine, noi la possiamo vedere, la vediamo già bene così, non occorre ingrandire, ed è anche qui lo stesso luogo, insomma, quando la casa era allagata, e poi lo stesso ragazzo mentre è impegnato a liberare l'abitazione da immobili distrutti. Dopo l'alluvione, i mobili ammassati in strada, sulla costa sono 19 i punti non balneabili, e questo è anche un dato non da poco. In pigiama e bastone con un sacchetto per valigia, così ho detto addio alla mia casa eroica. Giuseppe, 93 anni, e l'abitazione abbattuta, l'edificio non c'è più, io non sento di aver perso tutto perché sono qui con i miei figli e questa per me è l'unica cosa che conta, dice questo signore di 93 anni che ha visto la casa appunto sventrata dall'alluvione. Vediamo qui, ok, 5 giugno ci ricorda il Corriere, giornata mondiale dell'ambiente. Ancora fino a 6 mesi nel limbo, fra ritardi, cavigli e burocrazia, odissea, asilo politico, migliaia di pratiche bloccate, il Viminale, nessuna strategia dilatoria, quindi si parla anche di immigrazione. E poi c'è questo punto, la sfida mondiale al cancro, per terapie d'avanguardia non serve andare all'estero, eccellenze, ma servono fondi. I guariti sono il 37% in più rispetto al 2012, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi cresce anche in questo caso. Nel 2015 era il 54% degli uomini e il 63% delle donne, nel 2022 il 59% negli uomini e il 65% nelle donne. C'è anche l'incidenza dei casi, come potete vedere. Per quanto riguarda gli uomini, il cancro alla prostata è quello con più casi, 40.500, seguito polmone, colon retto, vescica e stomaco. Per quanto riguarda invece le donne, il tumore alla mammella è quello con più casi, seguito dal colon retto, polmone, endometrio e tiroide. Questi sono appunto i numeri. E poi c'è questa storia che, insomma, Sabrina, che poi compaia nella stessa pagina, insomma, vabbè, boh. Sabrina Salerno replica ad Angela Cavagna: io non mi sono mai rifatta, e propone anche una perizia. La querela sull'intervento al seno, la cantante sui social, questa è fake news che va avanti da 30 anni. E c'è appunto anche la prova, vediamo se riusciamo a... non si riesce a leggere, ma insomma c'è addirittura il certificato, vabbè, insomma, questo è. Un personaggio, una terra, cuore friulano. Ho conosciuto mia moglie sull'autobus per la scuola, quella volta che con Gullit venni quasi alle mani, ed è un'intervista con Fabio Capello. Papà era maestro elementare, mia sorella dormiva dagli zii perché da noi in casa non c'era posto. C'è anche una bella fotografia del 1987 dove Capello è insieme a Nils Lidholm. Lidholm è un grande nome del calcio italiano, sia come giocatore che come allenatore. Poi dopo Capello sarebbe diventato anche allenatore del Milan e poi dopo allenatore anche, non so, del Real Madrid, credo anche
Chi è? Ah, c'è Stabile, della, come si chiama? Della nazionale inglese, se non mi sbaglio. Abbiamo allora Marco Stabile che tranquillo, sta veleggiando, insomma no, che viaggia a motore alla vista per andare a Muggia, quindi diamogli subito. Intanto mi pare di capire che anche c'è bel tempo. Marco, sei in linea? Io non Grazie sento. della linea, collegamento marittimo in questa prima parte di trasmissione. Siamo a bordo del Delfino Verde Deluxe, imbarcazione da 32 metri che può ospitare 300 passeggeri, che serve la linea Trieste-Muggia, la linea di trasporto pubblico marittimo Trieste-Muggia. Tra l'altro affollatissima già di primo mattino, con diversi turisti ma anche tanti muggesani che vanno a lavorare a Trieste proprio attraverso il collegamento marittimo. Tra l'altro c'è da dare anche una notizia, perché parte oggi il collegamento pubblico marittimo Trieste, Barcola, Grignano e Sistiana, che sarà attivo fino al 7 di settembre tutti i giorni. Per quanto riguarda il Trieste-Muggia-Trieste, 10 coppie di corse al giorno nei festivi 6, e c'è anche una notizia che conferma il dato dell'aumento dell'utilizzo di queste linee marittime, con il più 45% di passeggeri fino a maggio rispetto al 2019, cioè all'anno pre-Covid. Quindi c'è l'attesa da parte del comandante Peric e del suo staff anche di un ulteriore aumento. Allora ti spiego subito, Umberto, quello che sarà il senso dei collegamenti in questa prima parte di trasmissione, in cui vi faremo vedere il porto dal mare, vi faremo vedere l'attività dello scalo. Qui naturalmente stiamo salutando Trieste insieme a Elisabetta Gessi, il waterfront cittadino. Vi faremo vedere un po' il porto di Trieste nell'andata, poi attorno alle 8:20 sul molo di Muggia ci attenderà il sindaco di Muggia Paolo Polidori per un punto della situazione sulle opere in corso a Muggia, sui lavori e su quant'altro vorrà offrirci anche a livello di notizie, perché insomma lo stimoleremo un po'. Quindi un passaggio nei maggiori punti di interesse della cittadina rivierasca, e poi rientreremo a Trieste ancora con il Delfino Verde Deluxe, ringraziando ancora il comandante Peric che questa mattina ci ospita sull'imbarcazione Deluxe. Questa, la conoscete ormai, è l'area del Porto Lido, dove c'è il famoso progetto del Parco del Mare, e l'area che dovrebbe essere oggetto, questi primi 2 caseggiati, degli abbattimenti e poi del realizzo del futuro acquario. Lì dietro invece, lo potete vedere già diciamo in lontananza, c'è il pedocin con il famoso muro che divide la parte uomini dalla parte donna. Adesso arriverà nell'inquadratura di Elisabetta, e appena girata la murata di Porto Lido potremo vedere anche i primi bagnanti che il nostro Gianluca Paladin vi ha offerto l'altro giorno in diretta su Tele4 con le loro voci. Sullo sfondo il grattacielo sulle rive di Trieste, che tra l'altro ha cambiato colore dopo la riqualificazione dovuta al bonus 110%. Ecco qua, siamo in visione del Pedocin, lo storico stabilimento balneare La Lanterna, che offre ancora insomma la tipica caratteristica di poter andare al mare separati tra uomini e donne dal mitico muro che insomma pare non crollerà mai, insomma questo insomma però è un muro più simpatico di altri, potremmo dire così, Umberto. Allora questa è la visione del Pedocin, subito dopo inizia la parte dell'Ausonia e la zona portuale che in parte vi potremo raccontare tra poco. Datemi conto anche delle tempistiche. Ecco là, salutiamo il Pedocin e subito dopo arriva l'Ausonia con le sue caratteristiche, diciamo così, palafitte sul mare, e la piscina che ospita anche gli allenamenti della pallanuoto Trieste. Se vuoi, Umberto, tengo la linea fino a darvi conto solo del terminal Summer Shipping, poi ve la restituisco se dovete andare in pubblicità, perché ovviamente subito dopo i 2 stabilimenti balneari qui nella parte di riva traiana
inizia la parte portuale, inizia quella che è diciamo, la piattaforma della autostrada del mare Turchia-Trieste, Trieste-Turchia, quindi li vedete questi furgoni telonati, cosiddetti semirimorchi, che sono diciamo, i container della rotta turca, per usare un termine insomma, più comprensibile a tutti, che sbarcano e imbarcano tra l'altro su più approdi qui in riva traiana a Trieste, sui terminal della Summer and Shipping. Tra poco vedremo anche il lavoro in banchina di una Trieste tra l'altro che si è risvegliata con bellissimo sole. Io e Elisabetta siamo arrivati ben attrezzati di giubbotti, antivento e quant'altro, invece bisognava portare la crema solare perché questa mattina veramente c'è una situazione da mare, da spiaggia pura. Ancora una volta in collegamento dalla Delfino Verde Deluxe che ci porterà a Muge. Tra qualche istante vi offriremo, prima della pubblicità, ancora la visione delle banchine della Summer & Co Shipping, terminal marittimo collegato alla rotta turca, e poi ti restituirò la linea per la pubblicità. Poi speriamo di ritrovarci, diciamo così, tra poco in zona Molo Settimo. Ecco il terminal. In questo momento non ci sono traghetti in banchina, ma chiaramente c'è già attività di preparazione per quanto riguarda i semirimorchi a terra. Questa è la visione di uno dei cuori pulsanti del porto triestino. Umberto, allora io ti restituisco la linea. Perfetto, dopo la pubblicità saremo in zona, spero, Molo Settimo, per farvi vedere un altro dei cuori del porto, e poi a Muggia con il sindaco Polidori ancora ora sul Delfino Verde Deluxe. Marco, se mi senti, giusto una cosa volevo chiederti, ma non so se sente. No. Non capisco se è stabile, mi sente o meno, perché volevo chiedergli soltanto, vabbè, glielo chiedo dopo, glielo chiedo durante il prossimo collegamento. Andiamo in pubblicità. Allora, intanto ci ha raggiunto, e ringrazio la consigliera regionale dell'Alleanza Verdi Sinistra Serena Pellegrino. Grazie consigliere per essere venuta nei nostri studi, e però vedo che Marco Stabile è già, credo, in zona Molo Settimo a questo punto, per cui sentiamo un attimo Stabile, poi torniamo a parlare con lei. Prego Marco, vai. Ciao Umberto, ben trovati a tutti. Siamo a prua del Delfino Verde Deluxe, l'imbarcazione che fornisce il servizio di linea pubblico marittimo Trieste-Muggia-Trieste. In questo momento stiamo percorrendo il tragitto di andata e siamo proprio davanti al Molo Settimo di Trieste, il cuore pulsante del porto triestino, il terminal contenitori. Vedete già di primo mattina imbarcazioni attraccate, navi più piccole come quella qui davanti, che vengono dette navi feeder perché forniscono la possibilità di trasferire container fra porti più piccoli, una sorta di taxi dei container locali, mentre le navi più grandi, le super portacontainer e le portacontainer, che si ormeggiano invece sul lato lungo del Molo Settimo, dove operano le bru di panchina che consentono di trasferire a terra i tantissimi container che vedete su questa piattaforma, che verrà ulteriormente allargata con un primo lotto di lavori di 100 metri. Tra l'altro qua in banchina li potete vedere da queste coperture bianche, ci sono anche dei motori, presumibilmente motori di Varzila, dalla foggia di come sono stati realizzati. Vedete l'operatività in banchina, le ralle, ovvero le macchine operatrici che a terra consentono di trasferire in banchina i container, e questa portacontainer attraccata alle nostre spalle, che ci dà il senso dell'operatività del Molo Settimo di Trieste, in una giornata che, come abbiamo detto prima, dal punto di vista marittimo consegna agli annali anche il varo del collegamento Trieste-Barcola Grignana Sistiana, con un'operatività 7 giorni su 7 per quanto riguarda l'estate. Devo dire che con questa imbarcazione si va anche più veloce tra Trieste e Muggia, e siamo qua a raccontarvi quello che diciamo non si può vedere ogni giorno da casa, ovvero l'operatività del nostro scalo, uno scalo che è sempre più importante
importante a livello di movimentazioni. Sullo sfondo l'Arsenale, le imbarcazioni da crociera attraccate, e un po' in controluce arriverà tra poco anche l'ex area della Ferriera, oggetto in questo momento del cosiddetto banchinamento a mare. La nostra Elisabetta Gessi vi sta fornendo le immagini del molo settimo di Trieste, dove vedete la Maersk Condor ormeggiata in panchina nelle operazioni di trasferimento a terra dei container. Quindi Umberto, ti lascio ancora una volta la linea, me la prendo magari di nuovo tra poco, nel momento in cui ci sarà la visione di Muggia, anche perché la Ferriera è un po' in controluce. Vedremo se nel viaggio di ritorno riusciremo a offrirla con una luce diversa e quindi a fare un ragionamento anche sulle banchine della Ferriera. Qui dalla prua del Delfino Verde Deluxe, a voi studio. Allora, attento a non cadere, mancherebbe altro che caschi in acqua e sarebbe perfetto. Allora, consigliere, entriamo subito nel vivo. Consultori. Consultori. Grazie per questo incipit immediato. Sveglia Trieste. Svegliamoci. Ecco, posso dire proprio svegliamoci, perché ci stanno trasformando il nostro stato sociale in una sorta di stato di capitale. Ecco, io direi che questo forse probabilmente è la sintesi di quello che sta accadendo. Vogliono completamente cancellare tutto quello che è stato costruito, conquistato negli anni come forza di per noi, insomma, per la popolazione, per tutto quello che noi abbiamo goduto in questi ultimi 40 anni, ecco, tutto questo si sta cambiando e si vuole trasformare semplicemente in uno stato di capitale, alle volte anche magari con la veste della cooperativa. Cosa voglio dire? I 4 consultori, e che sono comunque pochissimi per la città di Trieste, perché la norma prevede che ce ne sia uno ogni 20.000 abitanti e sappiamo bene che Trieste conta quasi 200.000 abitanti. Ebbene, 4 consultori, di questi 4, 2 vogliono essere cancellati, chiusi e accorpati negli altri 2. Quindi rimarrebbero Valmaura e Roiano. San Giacomo e San Giovanni, 2 quartieri che sappiamo perfettamente essere 2 quartieri critici, verrebbero completamente abbandonati a se stessi, alla popolazione abbandonata a se stessa. Ma attenzione, probabilmente così non sarà. Così non sarà, perché cosa potrà succedere? Che la norma prevede anche che in carenza di consultori pubblici si potranno aprire i consultori privati. Ecco, io penso che questo sia proprio la sintesi di quello che sta accadendo e il rischio che poi noi finanziamo i privati con soldi pubblici e questi faranno utili, cosa che con lo Stato sociale non accade, perché gli utili non sono un oggetto, diciamo, della funzione pubblica. Qui il dibattito quindi torna anche su quello di cui discutevamo credo una decina di giorni fa proprio a Sveglia Trieste, no? Cioè questo servizio tra pubblico e privato che probabilmente, diciamo così, segue una via americana, una via statunitense. Bravo, esattamente, che però adesso poi logicamente ci sono le declinazioni, però la via statunitense, soprattutto per quanto riguarda la sanità, non mi sembra quella a cui si dovrebbe guardare con attenzione. Insomma, sono dei disastri negli Stati Uniti che sono abbastanza clamorosi, per dire la verità. Probabilmente, voglio dire, la terminologia guardiamo agli Stati Uniti è un riferimento di comodo, però voglio dire, quando lo si sente, chi ha un minimo di conoscenza di determinate dinamiche, un momento... Beh, insomma, ormai siamo abbastanza avvezzi, sì, e abbiamo capito perfettamente che il punto di caduta è esattamente quello degli Stati Uniti. Il modello sociale è quello degli Stati Uniti. Sappiamo bene quante volte ci siamo sentiti dire ma devi farti un'assicurazione per la sanità, per coprire le spese sanitarie, ma
lo ricordiamo ormai già dagli anni 90, insomma il punto di caduta era quello. Siccome la nostra Costituzione questo non lo prevede, perché ha le maglie troppo strette soprattutto su questa tematica, allora si va a rosicchiare a pezzi, ma tutto questo non è un aumento dei servizi, è soltanto un aumento della spesa pubblica. L'assessore un paio di giorni fa, davanti a un incontro con i sindaci di Pordenone, ha ammesso che c'è stato un aumento enorme della spesa sanitaria. Allora, per anni ci siamo sentiti dire che bisognava fare tagli, ridurre perché c'erano degli sprechi. Adesso c'è stato un incremento della spesa per la salute, ma noi non abbiamo il riscontro con i servizi, quindi c'è qualcosa che non quadra. Allora, evidentemente il modello che si vuole andare ormai ad affrontare nel nostro paese è proprio esattamente quello del contributo pubblico per finanziare i privati, dove gli utili saranno per i privati. I cittadini avranno lunghe liste d'attesa, dovranno aspettare se vogliono avere un servizio sanitario pubblico esattamente come l'abbiamo avuto negli ultimi 50 anni e magari anche purtroppo queste liste d'attesa portarli all'aggravamento della loro malattia, ma altrimenti andare nel privato. Qual è il punto sui consultori? E su questo vorrei fare un piccolo passaggio, perché sulla sanità ormai l'abbiamo capito. Solo un attimo, perché dobbiamo un po', ci alterniamo un po' con Stabile. Allora, poi riprendiamo questo, perché le avrei proprio chiesto anche nello specifico dei consultori. Allora, penso che, ma sono già arrivati a Muggia? Sì. Velocissimi. Quindi velocissimi. Sì, siamo arrivati velocissimi a Muggia, siamo praticamente in vista dell'approdo in banchina, poi naturalmente faremo un tour muggesano con il sindaco della cittadina rivierasca Paolo Polidori, che se non sbaglio è già lì che ci attende in banchina. Eccolo là. Camicia azzurra, jeans e scarpa da ginnastica utile al giro, diciamo così, tra cantiere e quant'altro di Muggia. Suona la campana e arrivate alle 4. Eccoci qua a bordo del Delfino Verde Deluxe, nella corsa che è partita alle 7:50 è arrivata addirittura leggermente in anticipo a Muggia. Ovviamente poi bisogna caricare i passeggeri per ripartire all'ora prevista. Siamo in banchina in vista del centro di Muggia e dunque adesso noi, Umberto, ci riorganizziamo un po', nel senso che abbiamo bisogno di lasciare qualcosa a bordo e di organizzarsi per scendere a terra, e poi saremo assieme al sindaco di Muggia Paolo Polidori per fare un po' il punto sulla situazione muggesana, che tra l'altro a livello turistico, l'abbiamo detto 2 giorni fa nel nostro telegiornale, inaugurato anche il nuovo infopoint turistico in piazza Marconi. Questa è la visione di Muggia al primo mattino, sono le 8:15, questo è il porticciolo principale della città, lì dietro c'è il Mandracchio, e questo è insomma il modo con cui Sveglia Trieste vuole anche farvi viaggiare attraverso la nostra città e la nostra provincia già di prima mattina. Noi siamo pronti a breve per sbarcare e poi daremo insomma le ultime novità su Muggia con il sindaco Polidori. Un ringraziamento anche all'equipaggio del Delfino Verde, che come sempre ci ha coccolato a bordo. A tra poco a Muggia. Ma chissà se hanno pagato il biglietto o se viaggiano gratis. Allora, perché poi è importante il discorso sui consultori in senso stretto? Perché magari qualcuno potrebbe anche, chi non ne ha avuto bisogno, eccetera, potrebbe anche ritenerli obsoleti, eccetera. E non sono obsoleti per niente, anzi con il Covid si è evidenziato proprio la criticità della nostra popolazione e che ha manifestato le fragilità. Allora, proprio questo è quello che volevo dire prima, tutto il comparto della fragilità, che non è ancora passata allo stato sanitario e quindi in una situazione di medicalizzazione, è tutto un comparto enorme che i consultori hanno risolto negli anni. Faccio un esempio per tutti:
una ragazza che si trova in una situazione di gravidanza non desiderata. Questo è il consultorio, il caso classico, no? Si trova in una gravidanza non desiderata, vorrebbe, anche minorenne, vorrebbe avere una consulenza, vuole una rete di salvataggio, anche magari come comunicarlo ai propri genitori, no? Si trova in una situazione di fragilità, non è una situazione medicalmente riconosciuta perché non è ammalata. Ebbene, questi luoghi sono dei luoghi veramente, potremmo chiamarli di rete di salvataggio. Abbiamo ginecologi, abbiamo ostetriche, abbiamo OS, ci sono infermieri, ci sono assistenti sanitari, c'è l'avvocato, insomma è un luogo dove trovi accoglienza, dove puoi accedere senza avere la ricetta del medico di base, puoi essere maggiorenne, minorenne, il più delle volte si rivolgono delle donne, perché averlo tolto a San Giovanni e a San Giacomo è un atto ancora più grave, perché sono dei quartieri dove le fragilità sono maggiori, dove tra l'altro anche a San Giacomo adesso abbiamo la nuova popolazione, dei nuovi immigrati, dei nuovi cittadini. Ebbene, questo è un luogo importante, ma qual è il punto? Che non è vero che verranno tolti perché sono obsoleti, verranno tolti per essere sostituiti. Udine, un esempio per tutte, non ci sono più consultori pubblici, abbiamo 3 consultori privati ormai da anni. Pordenone da tempo si è trovata nella stessa situazione, adesso accadrà a Trieste. Per fortuna, e lo dico veramente e ringrazio, a Trieste ci sono un gruppo di donne che sono resistenti, le possiamo chiamare così, che continuano a essere ferme e determinate a voler mantenere questo presidio. Ieri abbiamo fatto un incontro, l'hanno organizzato le donne di Non Una di Meno a San Giacomo verso le 18:30, era un nutrito gruppo di donne, sono intervenute e hanno dimostrato che questi presidi sono ancora importanti. Allora c'è una mail, dice: l'idea dell'assicurazione privata sanitaria è un modello alternativo alla sanità pubblica, è un'idea di chi non conosce le polizze sanitarie, i costi proibitivi per tantissimi, i rischi, non tutti sono assicurabili e quindi verrebbero lasciati senza sanità, punto di domanda, patologie pregresse e croniche non assicurabili. Fra l'altro adesso c'è un discorso anche che riguarda, non è precisamente attinente, però insomma, si sta discutendo anche, soprattutto per quanto concerne la possibilità di concedere dei prestiti alle persone che risultano guarite dal cancro. Si sta parlando Stiamo sostituendo perché lo Stato sociale con i bonus. Per noi dare il bonus a pioggia, comunque anche un prestito, ma poi un prestito cosa vuol dire? Che io lo devo restituire, no? Non è che ti sto dando un sostegno a perdere, no? Se è un prestito a un certo punto lo devo restituire, ma come faccio a restituirlo se sono ammalato di cancro? Ma dicevo che è un discorso leggermente diverso, mi rilacciavo più che altro all'idea che alcuni non possono essere assicurati. Le posso fare un esempio banale? Come no, come no. Guardi, è proprio di questi giorni. Un amico mi telefona e mi dice: ho fatto l'intervento al ginocchio, menisco, una sciocchezza. Chiamo la mia assicurazione e avviso: guarda che ho fatto intervento al ginocchio, sono stato fermo questi giorni, la polizza che ho sottoscritto mi ricopre? Scusa, quanti anni hai? 57. No, mi dispiace, non te lo posso ricoprire, l'assicurazione non ricopre questo intervento perché è usura naturale. Sì. Allora, a questo punto ci stanno prendendo in giro, perché noi ogni anno paghiamo la nostra assicurazione sanitaria, poi ci dicono nel momento in cui la sottoscriviamo sembra che stiamo sottoscrivendo il pozzo di San Patrizio, guarda che ti copre questo, quest'altro, poi nel momento in cui ti ritrovi in una situazione di questo tipo di inagibilità, no, guarda, ti fanno fare le visite del caso, perdi anche la mattinata, vai a recuperare nell'ospedale a 50 km perché era quello che ti ha operato in quella circostanza, perché col CUP sappiamo bene, no, dove ti spediscono. Ebbene, recuperi la cartella sanitaria, perdi quella mattinata, perdi un'altra mattinata per fare la visita col medico, quello dell'assicurazione, per poi sentirti dire dall'assicuratore: no,
hai 57 anni, è usura, io non ti ricopro. Ecco. C'è invece un rilievo. Dice la sua socia di partito Serracchiani, quindi già impreciso. Beh, in realtà non è di partito, casomai di alleanza, ecco, se diciamo, proprio. e la Tedesca hanno rovinato e buttato le ortiche la sanità regionale quando governavano loro. Allora, su questo voglio essere molto chiara. A proposito dei soci di partito, quando Serracchiani governava la regione, 2013-2018, se voi ricordate io ero in Parlamento e nel 2015, quando c'è stata la riforma sanitaria, la riforma degli enti locali e la legge quella sull'acqua che non prevedeva la pubblicizzazione della risorsa idrica, noi come partito Sinistra Italiana siamo usciti dalla maggioranza. Abbiamo detto un netto no, abbiamo sottoscritto il referendum per abrogare quelle norme, peraltro poi quei referendum non sono stati accolti purtroppo dalla Presidente Serracchiani, noi avremmo voluto chiedere anche il parere dei cittadini e siamo usciti dalla maggioranza mantenendo fermo il nostro programma di governo che avevamo sottoscritto anche con lei. Ebbene, non voglio stigmatizzare quanto fatto da Serracchiani in Regione Friuli Venezia Giulia, perché purtroppo anche a livello nazionale, con il governo Renzi, la riforma sociosanitaria è andata in quella direzione e ha promosso sostanzialmente l'apertura al convenzionato e al privato finanziato dal pubblico, tant'è che anche le altre regioni sono andate in quella direzione. È stata una sorta di strada obbligatoria, no? Certo, ci sono alcune regioni che l'hanno fatto opponendosi, dicendoci sì, voi ci volete portare in quella direzione, ma noi saremo resistenti più che possibile. Tant'è vero che la Puglia con Nichi Vendola ha fatto esattamente questo. Sì, volete farcelo fare? Ebbene, lo facciamo, ma sappiate che lo stiamo facendo contro la nostra volontà. Invece nella nostra regione si è fatto una grande narrazione dicendo tagliamo i posti letto, stiamo facendo la riduzione della spesa, perché poi c'è questo mantra che la spesa pubblica debba essere necessariamente tagliata perché produce mance, diciamo così, no? Ebbene, e la spesa privata? Invece cosa fa? Crea utili, mi assume personale che non deve passare necessariamente dai concorsi pubblici. Guardi, la questione della mancanza di infermieri, di cui tanti fanno menzione, è perché questi concorsi hanno delle maglie talmente strette che gli infermieri non riescono a superarli, se ne presentano quanti? 600? Passano 100 e qualcosa. E allora è chiaro che noi non abbiamo infermieri. Poi ci si ritrova in una situazione come quella del Covid in cui abbiamo dovuto prendere gli specializzandi, bypassare gli esami di Stato e dire meno male che avevamo gli specializzandi, senza considerare che l'errore poi sta a monte, quello di aver purtroppo messo il numero chiuso in queste università. Allora, Marco Stabile credo sia pronto per collegarsi, diamogli la linea e con il sindaco di Muggia Polidori come aveva annunciato. Sì Umberto, allora faremo un vero e proprio tour di... Allora, colpa mia, non abbiamo un microfono, prova audio check. Io sento benissimo. Mi sentite? Sì, mi sentono. Benissimo. Perfetto. Mi sentono, tutto a posto. Perfetto. Non ci sentono, No, Elisabetta? sì. Adesso sì, tutto ok. Allora, azzeriamo tutto. Bentrovati a Muggia, siamo in compagnia del sindaco Polidori, primo collegamento del nostro tour per capire i progetti in corso ma anche la vita quotidiana a Muggia. Sindaco, Piazzale Caliterna, alle nostre spalle c'è il Molo, qui c'è un progetto importante in corso. Intanto buongiorno. Beh, buongiorno a tutti, buongiorno Marco, buongiorno Umberto, mi pare che sia lui, no? in studio, e buongiorno ai telespettatori. Beh, abbiamo pensato di partire da uno dei posti forse più brutti e degradati sui quali è necessario mettere mano. Partiamo dal Molo e partiamo da questo piazzale che dovrebbe essere poi l'intermodalità tra automobile, tra chi arriva in automobile o parte in automobile e arriva col traghetto, però il Delfino Verde ahimè qui non approda, perché approda al di là. Voi siete scesi al Molo cosiddetto delle illusioni. Perché non approda qui? Perché il fondale è basso e perché tra l'altro è stato messo in una posizione rispetto al vento errata, chiamiamo così.
Errori di progettazione? Sì, si parla di tanti anni fa, però questo è quanto. Quindi partendo da qua noi vogliamo che il Delfino Verde possa un domani attraccare qui, che sia il vero centro intermodale di Muggia, il vero posto dove arriva il turista, ma ovviamente non può approdare in questo... Certo. Elisabetta, fai pure un giro così facciamo vedere il molo, in lontananza c'è anche il Delfino Verde che sta ripartendo, che ci ha portato a Muggia, quindi l'idea è quella di integrare in maniera diretta lo spostamento via a ruote, diciamo così, con l'auto, uno parcheggia, prende il Delfino Verde, oppure il contrario quando ritorna. Esatto, questo è il vero centro di Muggia dove il Delfino Verde dovrebbe arrivare. Che cosa bisogna fare? Mettere a posto un po' il molo, perché dalle riprese si è visto che anche va rimesso un attimino bisogna lavorarci su per rimetterlo bene, e dopodiché per arrivare al fondale giusto il progetto è quello di mettere un altro molo, un pontile a T, quindi senza far scavio altro, perché tra l'altro siamo in zona delicata, no? Come SIN, per cui ci sono dei problemi a fare delle palificazioni, ma con un pontile, abbiamo già parlato con Capitaneria del Porto, autorità portuale, non ci sarebbero problemi nemmeno tecnicamente. Un pontile a T qua davanti che ha il suo bel costo, però io penso di arrivarci anche in qualche anno, e dopodiché ovviamente un restyling al molo, e poi lo vedete allora, ci spostiamo, Elisabetta, con invece, diciamo, quella che sarebbe, mi viene da dire, la stazione marittima, insomma il punto di approdo poi a terra. Ci spostiamo verso terra nel vedere quello che è il caseggiato attuale, che come si vuole trasformare. Ma questo ovviamente ha bisogno di un restyling completo. All'interno le strutture sono buone, perché sono anche state rimesse a posto. È stato rimesso l'impermeabilizzazione del tetto, sono state tolte, poi lo vedremo più in là, dove ci sono gli spuntoni in ferro, tutta la copertura in corten, perché come vedete qua è stato utilizzato il corten. Ora corten è tutto sommato è ferro ruggine, quindi vedete che il ferro ruggine, soprattutto in riva al mare, con l'acqua di mare eccetera, non è il massimo, scola, si arrugginisce, degrada, quindi forse non è stata la scelta azzeccata, e quindi l'idea, ovviamente sovrintendenza permettendo, sarebbe quella di fare un rivestimento in pietra, nella nostra pietra, nel nostro Masegno, nella nostra arenaria. Abbiamo le cave qui vicino, per cui per dare vita cosa c'è? Che funzione avrebbe però? Allora, questo diverrebbe, poi lo vedremo dall'altra parte, dovrebbe essere la sede dell'Infopoint, il punto di accettazione, la biglietteria, no? Tutto quello che serve, tutti i servizi che servono per far accomodare il turista, per informarlo sull'itinerario di Muggia, quello che può fare a Muggia, quindi tutto un punto di riferimento centrale poi per quello che è il turismo della nostra cittadina. Benissimo. Allora, Sindaco, so che c'è l'ultima battuta da fare su quello che è l'attuale, diciamo così, caseggiato che caratterizza l'uscita dal Parco Caliterna, che invece è proprio qui sotto, e che è il parcheggio in cui chi arriva a Muggia può lasciare l'auto e entrare in città a piedi. Beh, intanto vi invito a dare un'occhiata qui agli spuntoni che erano rivestiti in corten, stavano letteralmente cadendo, quindi c'era un pericolo anche di caduta dei lastroni. Abbiamo dovuto toglierli, questa è l'anima ovviamente della struttura, che ovviamente dovrà essere, penso, almeno per quanto mi riguarda, dovrebbe essere tolta, ovviamente sempre dopo previa progettazione ovviamente. E questo è l'ingresso invece, questa è ovviamente una parte più piccola, ma fa il pari con quest'altra struttura. Anche questa sarà da mettere a mano con un rivestimento adeguato. Questo è l'ingresso dei parcheggi. Allora Umberto, io ti lascio la linea, torniamo poi da altri punti della città di Muggia, tra l'altro c'è anche mercato, chissà che non ci scappi anche qualche battuta con gli amici muggesani che il giovedì animano il mercato cittadino, ma ci sono altri temi importanti a livello di progettazione che analizzeremo con il sindaco di Muggia Paolo Polidoria. Tra poco. Sì, ma dal mercato portate anche roba qua, insomma, perché anche ieri quello è andato a Borgo San Sergio e non ha portato nulla, quindi se ci portaste qualche cosa non sarebbe male, per dire la verità. Vabbè, andiamo in pubblicità. Ah, ok, sì, ho capito, bisogna portare il pranzo a Bosazzi del mercato, faremo il possibile. Ecco, allora, a dopo. Vedo che il collegamento funziona benissimo, andiamo in pubblicità allora. Quelli arriva ieri.
Allora rientriamo in studio, io chiedo scusa ai telespettatori, mi hanno avvertito dalla regia che per una serie di problemi tecnici le linee telefoniche non funzionano, quindi non è, dipende soltanto da un problema tecnico e quindi non possiamo sentire le telefonate, possiamo però leggere le mail a svegliatrieste@tele4.it. Un signore dice chiudono i consultori o chiudono il quarto distretto, chiudono i consultori. Non il quarto distretto. Sì, c'è sì, un altro argomento, no, consigliere, che è un po' carsico come argomento quando si parla di riforme costituzionali o comunque di riforme del sistema di governo. Si va verso questa forma di presidenzialismo che, mi diceva durante la pubblicità, a voi preoccupa non poco. Oh, moltissimo, grande preoccupazione, proprio perché rientra in quella modalità, come abbiamo detto prima, no? Ma questo non va bene, questo pubblico, si perdono fondi, no? Privato è bello. Stessa cosa per quello che riguarda le riforme costituzionali e le riforme dei nostri apparati. Allora, la riforma che si vuole portare avanti, che ormai sono anni che c'è il presidenzialismo, la governance, il governo, il governissimo. Allora, noi lo stiamo sperimentando il governissimo. Già dove? In regione e nei comuni. Abbiamo questa elezione diretta dei sindaci, dove si sentono alcuni, anche degli sceriffi, passatemi questa definizione, o comunque i presidenti di regione che dicono ma io sono stato impalmato dai cittadini e quindi posso, dove le giunte regionali, anche con la cooptazione, insomma, degli assessori non eletti, tu hai una sorta di consiglio di amministrazione che gestisce la cosa pubblica e i consiglieri si ritrovano in una situazione dover dire sì, facciamo un po' o di melina come fanno i consiglieri di maggioranza, e quando arriva la legge di bilancio dicono vabbè, facciamo che questi 5.000 vanno lì, questi 7.000 dall'altra parte, e in qualche modo vengono accontentati, e i consiglieri di minoranza invece cercano in qualche maniera di fare la voce grossa e di mettere un po' di bastoni fra le ruote. Nel Parlamento questo non succede, perché il boccino in mano ce l'ha il Parlamento. È il motivo per cui il governo ogni benedetta settimana chiede la fiducia alle due Camere, perché sta facendo delle forzature, bisogna dirlo chiaro. Quindi il governo produce l'80% delle leggi che vanno in Parlamento, in discussione in Parlamento, dove i parlamentari che hanno la comanda, passatemi così questa definizione un po' così da bassa cucina, insomma, hanno la comanda dei cittadini, perché sono stati comunque, sebbene con listino bloccato, altro passaggio delle nostre riforme elettorali, dai cittadini, mentre il governo ha un'altra comanda, ha la comanda delle multinazionali, dell'establishment, di altri tavoli, e quindi entrano settimanalmente in conflitto le leggi del governo, quindi quello che si chiede all'interno di questi benedetti decreti legge ormai d'urgenza, dove la quotidianità è diventata l'urgenza, entrano in Parlamento e i parlamentari dicono oh, guarda, io questo e questo no, e allora si pone la questione di fiducia e il governo rischia di andare a casa, è il governo che va a casa, non il Parlamento. Con la riforma ci troveremmo esattamente all'opposto, dove il Presidente dice va bene, io me ne vado, e tutti a casa. E con la questione del tutti a casa, i consiglieri regionali e poi a quel punto anche i parlamentari dicono Dio, no, sai cosa ti dico, fai pure tutto quello che devi fare, perché non possiamo andare tutti a casa. Quindi si cambierebbe completamente il domino del boccino. C'è stabile, credo sia in centro a Muggia o comunque in prossimità del centro. Sì, esattamente così, siamo davanti al portale d'ingresso di Calle Dante con il sindaco di Muggia Paolo Polidori, con il quale adesso entriamo nelle calli di Muggia. So che però voleva fare una precisazione, qui sopra c'è il leone di San Marco. Beh sì, uno dei tanti leoni di San Marco che denotano l'appartenenza plurisecolare di Muggia a Venezia,
dal 1420 al 1797 e sulla cui appartenenza diciamo che abbiamo voluto partire quest'anno con la celebrazione il 25 aprile di San Marco. Ovviamente è una data un attimino delicata, no? Ma l'abbiamo fatto infatti al 26, l'abbiamo celebrato in Consiglio Comunale. Nonostante questo ci sono tanti che vogliono negare o comunque fare abbastanza tacere o mettere sotto la cenere quello che è stato questo glorioso passato di Muggia e che noi vogliamo rispolverare, perché c'è una questione storica, c'è una questione di appartenenza, c'è anche una questione anche turistica, se vogliamo, no? Certo. Quindi questo è uno dei tanti leoni, poi ne vedremo uno ancora più caratteristico. Andiamo intanto davanti alla facciata del municipio, che è molto particolare, è uno dei più particolari, diciamo, di tutta l'Istria Dalmazia, perché ricordiamo che qui siamo in Istria. Sì, insomma, dopo Riospo, no, inizia la penisola istriana. La istriana, con Muggia, l'unica città rimasta in Italia, ahimè, dopo la guerra. Quindi unica città istriana in parte italiana. Ecco, siamo in Calle Dante, in quello che è uno, diciamo così, delle visuali più note di Muggia, e qui c'è il tema sul quale so che insomma, avete puntato molto, quello, diciamo così, della pulizia, della cura delle parti cittadine e delle parti anche non solo vocate al turismo, ma anche ovviamente all'offerta dei negozianti. Ciao Giacomo, buongiorno. Come siamo Muggia, tutto bene? Da quando c'è lui sì. Ok, abbiamo fatto apposta. No, sono qua per caso. Sei più netto? Sì, si sta migliorando, si sta lavorando, stanno lavorando come si deve, bravi, bene. Benissimo, bene. Grazie e buona giornata. Bene, che ha fatto a Trieste, adesso lo sta facendo a Muggia. Benissimo, qua mi sa che arriva un caffè pagato. Vabbè, andiamo avanti. Sindaco, dicevamo pulizia delle calli. Sì, questo vediamo, forse vedremo anche il signor Mario che sta pulendo le calli, che l'ha detto alla polizia di tutte queste stradine. Siamo in contatto giornaliero, perché praticamente ogni volta ci salutiamo, gli chiedo come va, come non va, dove sono stati fatti dei regalini, no, particolari, e quindi poi andiamo a vedere eventualmente con le telecamere dove le persone hanno lasciato i loro cani a fare i loro bisogni, ma dove non hanno anche raccolto. Però direi che insomma un bel colpo d'occhio, non sono passato io a pulire prima, quindi volevo precisare questo. Volta a destra e entriamo in Piazza Marconi, la piazza principale di Muggia, dove sono in tanti muggesani, ma soprattutto turisti in questo periodo, a bersi il caffè, a godersi il centro della cittadina, e proprio a proposito di turismo, tra qualche istante entreremo anche nell'Info Point, che è stato inaugurato solo 2 giorni fa. Apre alle 9? Apre alle 9, sì, okay. Magari facciamo un passaggio dopo. Dopo ci ripassiamo. Questo però è un po' il cuore della città, e il punto dove, diciamo così, c'è il momento del caffè e dello stare assieme. Sì, il momento del caffè, io infatti faccio da buon sindaco imparziale al di sopra delle parti, no? Bevo il caffè ovviamente a tappe alterne per non scontentare nessuno, ma sono tutti simpatici, devo dire, e quindi questo è il momento in cui anche di mattina, vedete, in questa stagione è molto apprezzata anche questa parte, c'è ancora zona d'ombra, quindi col caldo si sta anche bene, c'è un venticello veramente stupendo, e per cui uno dei posti più vivibili di Muggia sicuramente. Sindaco, vedo turisti, ci provo, un attimo, resti lì. Buongiorno. Good morning. Tourist? Yes. You came from? Salzburg. Salzburg, Austria. Do you are here in Muggia in vacation? Yeah. Yeah. You like Muggia? Yeah. Eating coffee, drinking coffee. Yeah. Ok, sugli A ci siamo. Ok, ragazzi austriaco, comitiva di 7 ragazze di Salisburgo che sono qui a Muggia, che testimoniano insomma la presenza dei turisti anche di prima mattina per il caffè. Sindaco, insomma, queste le abbiamo prese in diretta. Le abbiamo prese in diretta, e infatti mi veniva in mente che qua normalmente, forse è ancora presto, cominciano ad arrivare carovane di bici. Quindi tutto il giorno questo dà la prova che il cicloturismo è assolutamente apprezzato a Muggia, nonostante il fatto ad oggi la viabilità non sia delle migliori per entrare con la bicicletta. C'è, bisogna dire la verità, anche la questione del delfino verde, che può essere un mezzo assolutamente adatto per portare i cicloturisti che scaricano le bici e poi arrivano qua a farsi il giro per le calli. Quindi il turismo, tra l'altro, mi stanno dicendo un po' tutti, dopo magari vedremo, no? Sentiremo se c'è
c'è qualche operatore che è disposto a dire che effettivamente si sta aumentando, quest'anno è partita una stagione veramente eccezionale. Umberto, ti restituisco la linea, tra poco ritorniamo in collegamento da un altro punto di Muggia, dovremo vedere anche la zona del mercato, ma non solo, ci vuole fare quella precisazione il sindaco su un edificio legato al futuro del raddoppio della galleria, ne parliamo tra poco sempre qui in diretta. Ok, io vorrei andare a Salisburgo quest'estate in vacanza, ma insomma vabbè, quanto per fare paro con le turiste che hai sentito prima. Allora, consigliere Pellegrino... Sì, ti organizzerò il viaggio, Umberto. Sì, per carità, perché io ho bisogno di assistenza più o meno per parecchie cose, mi rendo conto, ma insomma sarà ben accetto. Ci vediamo, ci sentiamo dopo allora. Va bene, a dopo. Grazie Marco, grazie ancora anche a Polidori. Bellissimi questi tour, devo dire, stupendi. Dimostra quanto è bella non solo la nostra regione, ma tutta l'Italia. No, sì, effettivamente, Muggia poi è... Noi possediamo veramente un patrimonio strepitoso. Consigliere, lei fa parte della Commissione Ambiente in Regione. Mi diceva che certamente la chiusura, insomma, chiamiamola come vogliamo, insomma, la dismissione della Ferriera è un dato importante, però parallelamente c'è qualche cosa che riguarda il resto della regione e che un pochettino vi preoccupa. Oh, moltissimo. Allora, chiunque abbia seguito un po' la mia attività parlamentare e politica sa quanto mi sia battuta contro l'inquinamento di queste acciaierie, non solo quello di Servola, di Trieste, ma anche quella dell'Ilva Taranto, quella di Piombino, insomma. E soprattutto poi è accaduto che nelle mie battaglie ambientali ci fosse sempre qualcuno davanti che mi metteva il cappio e diceva ma tu che sei di sinistra, i posti di lavoro. Dico, guardate che i posti di lavoro in Italia si possono generare in moltissimi modi. Uno di questi per esempio è guardando la meravigliosa Muggia, lì con la bellezza, no, potremmo creare una quantità enorme di posti di lavoro, non necessariamente facendo barrette d'acciaio. Ebbene, sappiamo anche che chiudere un'acciaieria come quella di Servola e così d'amblè ci creerà dei grossi problemi per quello che riguarda la bonifica di quell'area, perché le bonifiche da sempre dovrebbero essere fatte con l'attività in corso e anche il proprietario dell'acciaieria dovrebbe farsi carico della bonifica. Sappiamo bene, la legge sugli ecoreati, che spesso chi inquina non paga e quindi pagano sempre i cittadini. Ebbene, Servola chiude, l'acciaieria di Servola chiude. Tutti felici e contenti, abbiamo fatto la nostra ola, grande felicità. Cosa succede? Che nel frattempo un proponente di nome Danieli, che è in associazione con un grande imprenditore dell'Ucraina, vuole promuovere un'acciaieria dove? In uno dei luoghi più delicati, ma non della nostra regione, a livello mondiale, perché la laguna è uno dei posti più delicati dal punto di vista ambientale. Ebbene, si vuole fare questa acciaieria di nuova generazione, con grandi così proclami al contorno dicendo che non sarà inquinante, che sarà un'acciaieria eccezionale, nella laguna di Grado e Marano. Allora, al netto dell'impatto ambientale c'è anche un impatto turistico, un impatto sociale. Al contorno noi abbiamo una bomba messa nel mezzo di una meravigliosa area appunto molto sensibile, ma come ripeto non sensibile solo dal punto di vista ambientale, che uno potrebbe dire vabbè tu sei la solita ambientalista, peccato però che le ricadute ambientali oggi le abbiamo tutte, non conoscono censo, non vedono ceto sociale. Ebbene, perché? Perché un proponente decide che quell'area deve essere destinata a questa acciaieria, che vuole finire la sua carriera evidentemente imprenditoriale con questo fiore all'occhiello dal suo punto di vista. E allora ti dico, ci saranno 2000 posti di lavoro.
ripeto, 2000 posti di lavoro, potremmo anche averli in quella acciaieria, ne perdiamo una quantità enorme perché perdiamo di attrattività un'area stupenda come quella della Laguna di Grado e Marano. Mi dica qualcosa del caso Bini. Caso Bini, che insomma è il caso Bini ieri. Sì, ne abbiamo parlato noi all'inizio del... Allora, il caso Bini è un caso che non è di ieri, non è di oggi, è un caso che va avanti da 5 anni. Noi lo diciamo da 5 anni che c'è un conflitto di interessi per quello che riguarda la figura imprenditore Bini, anzi direi ben più di 5 anni, perché io ricordo che quando ero in Parlamento fece un'interrogazione proprio quando lui trasformò la cooperativa in SPA, l'Euro in Promos. Poi Bini diventa improvvisamente assessore, così fa la sua lista, viene nominato assessore e lì si palesano già il suo conflitto di interessi. Nel 2018 lui con la sua impresa vince una quantità enorme di gare d'appalto. Allora, io sono convinta di un fatto, al netto della dimensione della giustizia, va bene, che deve fare il suo corso, e quindi fino al 3° grado di giudizio io alzo le mani e dico che la magistratura faccia il suo. Se apre un dossier su questo caso, fa un favore, presumo, a tutti i cittadini. Perché se uno è assessore e vince un certo numero di gare d'appalto, da quella posizione forse magari un dossier dovrebbe essere aperto. Ma ammesso e non concesso che siamo in attesa fino al 3° grado di giudizio, ci sono altre 2 dimensioni. Quella politica, che noi non possiamo esimerci dal denunciare questa situazione di conflitto palese di interessi, dal momento che lui ieri l'ha detto in maniera chiara di essere un dirigente dell'Euro in Promos. Ma poi c'è la questione etica, la questione morale, che quando tu ricopri un ruolo di quel tipo, i cittadini devono riconoscersi in te che gestisci il loro denaro con delle finalità che devono essere sociali e non certo parametrate sul proprio bilancio della propria impresa. Volevo tornare un attimo a quello che lei ha detto all'inizio, no? Parlando appunto della questione consultori, eccetera. Lei ha citato anche il governo Renzi, no? Renzi è rimasto in carica, se non mi sbaglio, 3 anni. 3 anni. C'è l'idea che in quei 3 anni c'è stabile. Allora, sentiamo Marco, poi eventualmente questa domanda la faccio alla fine, anche a costo di sforare un pochettino. Sì, Umberto, allora riprendiamo la linea da Muggia con il sindaco Polidori. Siamo a un passo dall'infopoint turistico in piazza Marconi appena inaugurato, ma volevamo fare ancora una digressione sul discorso del famoso leone di Venezia, no? Leone di San Marco, sindaco. Qui ce n'è uno che è tra i più grandi in assoluto di tutta l'Istria. Sì, uno dei più grandi, più belli e più particolari, perché come vedete il leone marciano in questo caso non è né in pace né in guerra. Quello in pace è col libro aperto e quello in guerra è col libro chiuso, con la zampa sopra e con la spada nell'altra zampa. Qui lo tiene probabilmente tra le zampe e dritto in verticale. Perché? Perché Muggia è sempre stata al confine dell'impero, al confine della Serenissima, vicino a Trieste, vicino quindi all'impero asburgico. Per cui probabilmente questo è il messaggio che si dà: guardate che non siamo né in pace né in guerra, perché siamo sempre qui al confine. E infatti le famose battaglie delle Saline di Zaule lo stanno testimoniare, tante battaglie e tanti scontri con gli allora nemici triestini per il commercio del sale, per il monopolio del sale. Anzi, il monopolio ce l'aveva la Serenissima, quindi con Muggia e Trieste. I triestini facevano un po', con l'appoggio degli Asburgo, facevano un po' quello che oggi si direbbe contrabbandieri, però erano altri tempi. E poi l'epigrafe anche lì vicino, che è molto particolare: apri il tuo libro, il confine d'Italia è giunto all'Alpe, a Roma ci guarda caso 1921, quindi la dice lunga su quello che significa, questa. Successivi. Sindaco, entriamo in Infopoint? Sì. Eccolo qua. Allora, questo è l'Infopoint turistico che è stato realizzato con il supporto di Turismo FVG della Regione, quindi in piazza Marconi. Per i turisti c'è la possibilità, prego Sindaco, di entrare, vai pure Elisabetta, e di avere tutte le informazioni turistiche del territorio. Buongiorno e ben trovata. Come sta andando questi primi giorni?
Ma direi molto bene, è molto bello essere qua in piazza e avere la città a portata di mano. È molto... Che richieste vi fanno principalmente? Cosa c'è da vedere a Muggia e chiedono molto il collegamento con Trieste, Delfino Verde, le spiagge, i musei e la cultura qua. Benissimo, grazie allora. Grazie a Laura, scusa, che non ti ho prima nominato. Sindaco, un bello spazio sotto il comune che dà una risposta a un turismo crescente, dicevamo ci sono numeri importanti, ci sono tanti ciclisti. Beh, direi una location splendida, no? Proprio in mezzo alla piazza, quindi il turista non può non capitarci e quindi grazie anche a Promo FVG che ha collaborato con noi, che ha preso in gestione questo posto strategico, direi che abbiamo fatto un bel passo avanti per quanto riguarda l'accoglienza al turista, che è la prima cosa, è uno dei biglietti da visita di una cittadina quando il turista entra, per cui veramente abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo fatto un grande lavoro di ripristino perché qui c'erano delle infiltrazioni, perché sotto c'è l'acqua, c'è il mare e per cui è un po' una zona difficoltosa, però l'abbiamo messa a posto molto bene. Elisabetta, facciamo vedere allora 2 desk di assistenza ai turisti, qua ancora non è aperto in realtà, grazie al sindaco, siamo entrati qualche minuto in prima, grazie anche a Laura che ci ha fatto entrare, il desk accoglienza al turismo, l'area dei dépliant, ci sono anche i gadget della linea Io sono Friuli Venezia Giulia, che è un po' il marchio del turismo in regione, quindi tutte le informazioni a disposizione. Ecco, tra l'altro è importante anche linee e prodotti del territorio. Linee e prodotti del territorio, infatti sono tanti proprio di Muggia, ci tengo in maniera particolare a sottolinearlo, quindi non solo del territorio, diciamo Carso, Trieste, eccetera, eccetera, ma proprio di Muggia. Ci sono delle aziende vitivinicole, quindi ci sono vini e oli del nostro territorio, proprio su questo ci tengo a far conoscere al turista anche. Certo, allora con il sindaco di Muggia ringraziamo Laura, buon lavoro all'infopoint turistico di Piazza Marconi, risaliamo un attimo alcune calli qui dietro che so che il sindaco voleva farvi vedere. Sì, mentre andiamo ci racconta, sindaco, domani 2 giugno ci sarà una premiazione speciale in Piazza Marconi. Signora, buongiorno. Buongiorno assessore, come va? Molto bene, grazie. L'ho presa dopo contropiede. Sì, ti mangio subito, tranquilla. Come sta andando a Muggia? Ma io direi molto bene. Direi assolutamente le cose stanno funzionando, la giunta sta lavorando. Stiamo lavorando in armonia e penso che questo sia un aspetto fondamentale. Bene, grazie assessore. Grazie, buon lavoro. Al volo. Sindaco, allora saliamo per questa calle qui, così mi voleva mostrare anche le caratteristiche, diciamo così, in salita della cittadina rivierasca, ricordando che domani 2 giugno in piazza, la prossima? Aspetta che povera Elisabetta deve fare manovra. Domani 2 giugno cerimonia in Piazza Marconi, date dei diplomi ai muggesani maggiorenni? Sì, esatto, allora questa è una bella tradizione, dopo parliamo anche di questa loggia, ogni angolo mi viene in mente qualcosa che stiamo facendo, sarà un caso ma non voglio adesso autoproclamarmi tutto fare, per carità. E domani abbiamo una bellissima manifestazione per il 2 giugno, celebrazione della Festa della Repubblica, con la partecipazione dell'esercito, delle forze dell'ordine, quindi sarà un bel alzabandiera e con la particolarità poi che daremo i diplomi degli attestati, diciamo, a tutti i ragazzi neo-18enni che compiono 18 anni nel corso dell'anno solare ovviamente, ma che è un bel riconoscimento da una parte e anche una consapevolezza che devono avere sul loro ruolo, che a 18 anni cambia di molto, no? Diventi un cittadino a tutti gli effetti con diritti e doveri molto più alti di quelli che avevi fino a un anno prima. Allora Sindaco, devo restituire un secondo la linea allo studio perché c'è anche la pubblicità, poi ripartiamo da qui e andremo, diciamo, in direzione del via Roma, giusto dove sbocca la galleria? Sì, Calle Puccini e poi arriveremo sullo sbocco della galleria, famigerato galleria sulla quale ovviamente si stanno lanciando tutti quanti, ma sulla quale faremo un po' di chiarezza ancora di più dopo quella di a proposito. Ci ritroviamo tra poco, Umberto, a te. Allora, grazie Marco Stabile, eravamo in debito di una domanda con il consigliere Pellegrino, la prego di essere rapida nella risposta, sì. Abbiamo la pubblicità. Dicevo, c'è la sensazione che soprattutto durante il governo Renzi ci si sia concentrati molto sui diritti civili e poco sui diritti sociali. Anzi, cioè che, diciamo pure la verità, che
di diritti sociali in quel periodo non se li fregava nessuno, diciamolo. Fu quello un momento particolare, nel senso da cui bisogna per forza ricominciare? Perché sennò... Allora io sarò molto breve perché il tempo stringe, però le chiedo la cortesia di tornare a invitarmi a parlare proprio della riforma del terzo settore, di cui non si parla mai. È stata fatta una riforma epocale che ha convertito completamente tutto l'apparato del terzo settore, ovvero quello sociale di cui parla lei, e ha trasformato, diciamo così, lo Stato sociale in welfare nel vero senso della parola e quindi in impresa sociale. Passare dallo Stato sociale a impresa sociale è una trasformazione epocale, di cui si è fatto zero menzione. Purtroppo moltissimi del settore hanno sostanzialmente accolto con favore questa riforma del terzo settore perché se ne sentiva il bisogno, peccato che non si sentiva il bisogno di peggiorarla. Grazie consigliere Pellegrini, è stata molto gentile ad essere nostra ospite, tra l'altro arrivando da Udine, diciamolo anche, insomma, perché le cose devono essere dette. Buon lavoro. Grazie. E grazie ancora. Grazie. Adesso andiamo in pubblicità, poi cambiamo ospite. Rientriamo in studio, ci ha raggiunto il secondo ospite di oggi che è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Stefano Bernobic. Grazie Bernobic per essere con noi. Buongiorno a tutti. Questo ormai è come un fulmine di guerra, è già pronto Marco Stabile, non capisco da dove. Diamogli subito la linea così anche... Saluto anch'io Marco e Paolo. Ok, Marco a te. Sì Umberto, siamo in un angolo per quanto mi riguarda sconosciuto di Muggia, sicuramente meno conosciuto ai più. Siamo davanti alla chiesa di San Francesco che abbiamo raggiunto salendo le calli da piazza Marconi, che è una vera e propria perla nascosta di Muggia che il sindaco mi diceva vogliamo valorizzare. Sì, intanto la chiesa parla da sé, poi magari se riusciamo a fare due riprese all'interno è veramente una bella chiesetta ispirata a San Francesco, appunto si chiama chiesa di San Francesco. Quello che volevo dire è che questo selciato, questo terreno è del comune e ovviamente non sono contento di com'è, c'è terra battuta e sarebbe molto più valorizzato tutto il posto se ci fosse anche qui una copertura col Masegno, con l'arenaria, per cui questo ovviamente sarà uno dei progetti che metteremo in piedi prima o poi, ovviamente con l'ok della sovrintendenza, bisogna passare sempre attraverso lì, però darebbe comunque un ulteriore tocco di bellezza a questo splendido angolo di Muggia. Sì. Ecco, perché appunto fare questo tipo di lavoro? Perché poi c'è una chiesa veramente bellissima da visitare, a me viene da dire anche una chiesa da piccoli matrimoni, molto, molto bella. Entriamo all'interno con il sindaco della chiesa di San Francesco a Muggia e poi c'è un percorso pedonale veramente suggestivo da poter fare di seguito. Ecco, entriamo all'interno. Marco, parlavi proprio dei matrimoni, volevo ricordare anche ai triestini, perché lo si può fare anche qua, che abbiamo aperto la stagione dei matrimoni ad Acquario, quindi si può fare il matrimonio con il sole che cala sull'orizzonte, quindi è un momento bellissimo, ci sono già delle prenotazioni e quindi è qualcosa che consiglio ai promessi sposi di oggi e di domani. Assolutamente, quindi sul lungomare di Acquario, la postazione che l'altro anno abbiamo documentato anche con un nostro servizio. Sindaco, una chiesa molto, molto suggestiva, raccolta in un angolo di Muggia, diciamo che si apre la vista come quasi una sorpresa, almeno per me è stato così. Muggia ha tantissime sorprese, se vogliamo, questa è una delle tante, e tra l'altro non è neanche piccolissima, no? Per cui è passata inosservata ai tuoi occhi, che so che vai in giro sempre su tutto il territorio, e questo significa che Muggia ha tantissimi angoli da far vedere, angoli che magari ti sorprendono proprio passeggiando proprio per queste splendide calli. Allora, detto questo, Elisabetta, noi facciamo un percorso un po' particolare, nel senso che rientriamo dalla parte destra della chiesa e raggiungiamo un'altra parte di Muggia attraverso un percorso pedonale anche qui dal mio punto di vista inedito, e il sindaco ci guiderà, e tra l'altro attraversando una serie di aree verdi molto, molto belle, molto caratteristiche. Elisabetta, ti anticipo, occhio al gradino, e si passa di qui. Ci sono tra l'altro anche dei presepi ancora in allestimento. Sì, è un passaggio un po' particolare, no? Se vogliamo, però poi vedi, si apre con questo
con questo splendido passaggio con il campanile. Assomiglia un po' a quelli del San Giusto, assomiglia no? a San Giusto. Il campanile sì, è uno stile un po' romanico, no Umberto? Sì. Sì, confermo. Ecco, ha qualche somiglianza con la cattedrale di Trieste. E poi percorriamo... Come? Non c'è il melone. Non c'è il melone. C'è il leone. C'è il leone, sì. Questo bel percorso pedonale in questo giardino in cui immagino quella sarà una statua di San Francesco, così insomma mi sembra abbastanza logico, diciamo così, e che ci porta dalla parte opposta poi di Muggia per sfociare su via Roma, credo di aver azzeccato, e quindi insomma anche uno spazio da visitare nelle parti esterne. Ci fermiamo un secondo, Umberto, ti restituiamo la linea, ci ritroviamo tra poco in un altro punto per affrontare un altro tema, a metà tra un giro diciamo turistico e un tour tra i progetti per la Muggia che verrà. Ok, grazie a Marco Stabile, al sindaco Polidori. Allora, dicevamo anzi no, non dicevamo perché l'abbiamo soltanto salutato. Sì, comunque è interessante questi servizi, sono veramente belli, infatti io ringrazio Tele4 perché ci fa scoprire, in questo caso con il sindaco Polidori, degli scorci di Muggia particolari, però questi sopralluoghi, queste uscite che voi fate sono sicuramente molto interessanti per tutti. Tra l'altro poi devo fare anche i complimenti alla nostra Elisabetta Gessi per l'immagine che ci sta regalando questa mattina, sia della traversata con il delfino verde, magari qualcuno diceva basta vedere la telecamera, ma anche per queste immagini di Muggia che sono veramente belle e preziose. Diciamo subito una cosa che se ne è parlato parecchio in queste settimane. Oggi vi si arriva a capo, diciamo, però curiosamente non è stata annunciata insomma, con grande pompa, ecco, insomma. Sì, diciamo che oggi c'è la intitolazione a Margherita Hack dell'Istituto Comprensivo ex Via Commerciale. Questo insomma, ne parlavamo prima, questa è una scelta, è una decisione che è già stata presa alcuni mesi fa dalla Giunta, quindi diciamo che è stata una scelta ponderata proprio per dare un giusto riconoscimento dal punto di vista dell'istruzione scolastico, quindi dando un'intitolazione a un istituto comprensivo, quindi un'intitolazione sicuramente importante per una persona, perché diciamo, importante per Trieste. Sì, c'era state un po' di polemiche sulla questione statua. Dopo c'erano delle proposte anche in Consiglio Comunale, abbiamo sentito murales, dopo a Roiano qualcuno pensava alla piazza, quindi anche per questo motivo era stata un po' scelta, cioè c'era stata la decisione di non approvare quella mozione perché ne arrivavano tante con varie come dire, indicazioni, quindi secondo me era giusto anche scegliere un qualcosa perché se ognuno propone una cosa diversa insomma è giusto ragionarci assieme e capire cosa si voglia fare. Ad esempio una proposta che era anche intervenuta era magari un busto all'interno dell'istituto del comprensivo. Ma ecco, sono cose che vanno ragionate, perché secondo me quella mozione messa così, come dire, sicuramente era interessante, però se c'è la mozione per il murale, se c'è una mozione per la statua, c'è una mozione per l'intitolazione della scuola, insomma, ragioniamo e vediamo di dare un unico e importante risalto a questa figura di Margherita Hack. Laddove invece mi sembra di capire che il sindaco è intenzionato sempre di più, lo ha detto anche a Ring, a posizionare in questo caso credo un busto di Raffaello De Banfield probabilmente all'interno del Verdi. Non so se sia quella, però ed è un nome anche che merita. Ecco, ma vedi, cioè, il tipo di riconoscimento e anche il luogo, queste sono cose anche fondamentali perché insomma danno un maggiore risalto al personaggio che andiamo a richiamare. Allora, intanto qui vediamo se riesco ad ingrandirla. Ci sono le prime immagini che ci arrivano dall'inaugurazione del Caffè Sacher. È avvenuta questa mattina, veramente tanto attesa, pochi minuti fa. Adesso queste sono le immagini, vediamo se riusciamo a farle vedere. Questo è il momento proprio
dell'inaugurazione. Vedete che c'è già, come si dice in questi casi, una folla di curiosi, si dice, però insomma segno che questa inaugurazione era da tempo insomma, attesa e sentita. Quindi queste sono immagini che ci sono arrivate, credo ce ne siano anche delle altre, però io in questa cosa non sono molto bravo. Questa è quella di prima, ce ne sono anche altre però. Adesso insomma, comunque, diciamo è la particolarità di questo locale, che è sicuramente unico in Italia. Questo invece è entrato Paladin, è entrato in scena Paladin, eccolo qua, questo invece sono altri, ma tra l'altro mi pare di capire che dicevamo prima è anche l'unico che avrà la ricetta vera della Sachertorte di Vienna, insomma. Certo, cioè diciamo che la peculiarità è questa guarda la gente, insomma, unicità, sì. Ma diciamo, era una situazione molto attesa, va bene, insomma, questo dà un'ulteriore presenza a Trieste di qualità, di possibilità per i turisti anche di andare a visitare, perché forse sarà anche da visitare questo locale per come è stato arredato, perché ho visto, diciamo, nei giorni scorsi, conoscendo un po' il proprietario, ho avuto la possibilità di vedere all'interno, così di sbirciare, ma sicuramente bellissimo e sarà un punto di passaggio per turisti e non. Allora, c'è bisogna anche dirlo, insomma, io qua sono una specie anche di avvocato del diavolo, di fronte c'è Eppinger, quindi anche là diciamo che è una situazione quantomeno anomala, dai, poi dopo sugli aggettivi possiamo metterci d'accordo. Diciamo che può essere anomala, ma abbiamo visto che anche ad esempio in via Torino più locali aprono, più c'è la presenza, cioè non credo che possa influire, magari hanno due tipologie simili ma direi peculiarmente diverse, ma secondo me anzi ne gioveranno entrambi. Ok, allora facciamo così, possiamo andare, visto che è anche l'ora giusta, andiamo in pubblicità e poi vedremo anche, credo che Stabile abbia raggiunto la galleria di Muggia, quindi ci fermiamo per la pubblicità. Ah no, Asteria sua. Allora, siamo tornati in diretta. Marco Stabile ha raggiunto assieme al sindaco di Muggia Polidori la galleria. Purtroppo chiedo scusa anche a chi ci segue da Muggia, non mi ricordo qual è il nome della galleria e ho fatto tra l'altro anche un servizio quando venne. Sì, Umberto, allora come ci vedi? Sì, perfetto Marco, non ti preoccupare. Allora Umberto, questa è la situazione davanti alla galleria di Muggia, lato città. Vedete l'intasamento, chi esce e va lungo via Roma dall'altra parte, chi arriva dal senso di marcia opposto e poi addirittura chi arriva dallo stop e deve entrare piuttosto che salire verso il castello. Questa è un'ora, non direi di punta, ma comunque particolarmente trafficata, che spiega direttamente con le immagini del perché ci sia la necessità del raddoppio, quindi di una situazione più fluida come asse di scorrimento che attraversa Muggia. Sì, questa proprio Marco non è l'ora di punta, perché dopo le 8:30, finite le scuole, gli ingressi delle scuole, questa è proprio un'ora morta. Se in questo momento c'è questo, e volevo far notare per chi dice che un doppio senso e uno scorrimento veloce porterebbe più inquinamento, il fatto che le macchine debbano fermarsi ogni momento, lasciar passare, cioè creare intasamenti del genere, significa creare inquinamento. Cioè l'inquinamento è molto di meno nel momento in cui le macchine marciano, nel momento in cui si fermano fanno molto più inquinamento, quindi già questa è una delle critiche che ci vengono mosse, ma che penso che sia assolutamente priva di fondamento, ma una persona qualsiasi di buon senso lo riesce a capire. Per cui questo è
guardate, l'ora sono le 9:15, dovrebbe essere l'ora in cui proprio c'è il calo del traffico. Non voglio nemmeno pensare, con un lungomare che sta esplodendo, perché viene conosciuto sempre di più dalle persone, e quindi quest'estate col bel tempo, col rientro, non voglio pensare a quello che sarà l'intasamento di questa zona. Ecco, Sindaco, che ne sarà con i lavori di raddoppio di questo edificio che porta anche con sé al pian terreno, verrebbe da sorridere per la battuta politica, la sede di Rifondazione, il sindaco di centrodestra la butta giù, ma insomma dai. No, allora io confesso una cosa, che in realtà il progetto della galleria è un progetto finto, ma che serve per buttare giù la sede di Rifondazione. Adesso no, dico che scherzo subito, perché sennò sì, dica subito che scherza, perché privo sennò... del senso degli humor magari potrebbe pensare che dico le cose veramente. Allora, questo è Palazzo Zaccaria, palazzo storico, c'è l'assessore che guarda la sua casa, posso dire, Gianna? C'è la par condicio, cioè c'è la sede di Rifondazione, ma c'è anche un assessore di centrodestra, quindi 1 a 1. Esatto, c'è l'assessore Birbe che abita in questo palazzo, che è un palazzo storico. Allora, un conto è dire un palazzo storico, un altro dire è un palazzo che ha dei pregi artistici. Non me ne vogliano gli abitanti di questo palazzo, ma di artistico, questo ve l'hanno detto anche gli addetti ai lavori, ci sono soltanto quei cornicioni sopra le finestre. Quindi di pregi architettonici questo palazzo non è che ce ne abbia, però allora parliamo un attimino di quello che è dal punto di vista tecnico di quello che si farà, anche l'interesse ovviamente dei proprietari, degli inquilini che sono in questo, dei condomini che abitano qui. Allora non si può creare nessun allarmismo come è stato fatto, perché sono state mandate in giro voci dove il palazzo viene buttato giù. Ecco, inquadriamo il sindaco ora, perché questo è un messaggio importante anche da fare in diretta per spiegare a chi vive qui. Allora, noi ad oggi non abbiamo ancora il progetto di fattibilità tecnico-economica che ci dice se questo palazzo dovrà essere buttato giù per la galleria o meno. Quindi in questo momento noi non possiamo e non dobbiamo dire che quello che succederà, perché non possiamo dire, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Va da sé che nel momento in cui avremo qualche dato in più, è ovvio che le prime telefonate, le prime persone che sentirò saranno proprio i condomini di questo palazzo, per dire che cosa succederà, perché diciamo che nell'ipotesi in cui dovesse essere buttato giù, ma sembrerebbe, ma non voglio dire, ma sembrerebbe di no, vabbè, mi è scappata così, ma non sono queste dichiarazioni ufficiali, ovviamente sono previsti degli indennizi, cioè non è pensabile ovviamente che ci siano gli espropri come c'era una volta e ti do 2 lire e te ne vai da dove vuoi, quindi stiano tranquilli tutti che nessuno ovviamente non viene lasciato per strada nel vero senso della parola, ma avrà modo comunque di avere un indennizzo più che consistente. E quindi questa è una delle ipotesi su cui i progettisti stanno lavorando, e cioè questo passaggio che anche a me fa strano, il fatto che tra questo palazzo e questo palazzo ci sia poi il passaggio per 2 corsie. L'altra questione che è molto importante poi sarà salita delle mura. Questo primo alla nostra sinistra, il selciato che è in vincolo monumentale, ovviamente c'è una parte delle mura storiche antiche di Muggia, e poi la torre, anche quella è un vincolo monumentale. E ovviamente su questo passaggio bisogna lavorare, nel senso che dovrà essere buttato giù pezzo per pezzo e poi ricostruito tutto il selciato, ma rafforzando quello che è il muro di sostegno, anche perché ne va della stabilità della torre, quindi faremo un'opera che metterà ancora più in sicurezza la torre. Per far questo ovviamente ci sarà del tempo, di qualche mese sicuramente, dove salita delle mura potrebbe essere chiusa, e questo ovviamente lo dico io che la faccio ogni mattina, perché io vado su di qua ogni giorno per andare a casa, per cui ovviamente ci saranno dei periodi in cui ci saranno dei notevoli disagi per i cittadini, questo è indubbio negarlo, però stiamo studiando, no, dal punto di vista della viabilità le correzioni, i correttivi per poter cercare ovviamente da una parte che il tempo di cantiere sia il più breve possibile, ovviamente studiare anche le viabilità alternative. Allora Umberto, ti lasciamo perché dobbiamo riprendere ancora una volta il Delfino Verde, ma prima di partire da Muggia daremo un'ultima indicazione proprio sugli spostamenti via mare con il sindaco Polidori. Corriamo al molo, non mandare la pubblicità finché non ci sentiamo. E non andate al mercato? Non andate al mercato? No.
Ci vediamo tra poco. Ok, non ha sentito. Allora, un'opera notevole, importante, sicuramente da come ho letto era già stata come dire, ipotizzata già anni e anni fa, anche dal ex sindaco Nesladek l'aveva come dire, ipotizzata, perché sicuramente è una delle problematiche che ha Muggia, dopo con la prospettiva di rendere pedonabile il Mandrachio, cioè così renderlo come una città turistica dove hai questa possibilità di passeggiare, di ristoranti, insomma, quindi dando questo beneficio a tutti, chiaramente ci deve essere questo raddoppio della galleria, perché altrimenti sicuramente non è pensabile. Tra l'altro questo progetto, mi perdoni se l'ho interrotta, questo progetto, perché io mi ricordo quando hanno fatto la conferenza stampa di presentazione, il progetto è stato scelto, è quello non soltanto più, è quello più fattibile, ce n'erano degli altri due, se non mi sbaglio, che avrebbero comportato delle problematiche e alla viabilità durante i lavori, si parlava addirittura di un tunnel sotterraneo, eccetera. Quindi insomma, questo è quello che nella sua complessità è più fattibile sicuramente. Diciamo che sì, non seguo in modo preciso le attività del comune di Muggia, ma seguo un po' il sindaco Polidori nella sua attività generale, quindi io faccio i complimenti per l'impegno che ci sta mettendo, e anche un po' sta avvenendo come è stato fatto a Trieste, questa promozione turistica della città, cioè ricordiamoci tanti anni fa il turismo era relativo a Trieste, adesso ha una bacino importante. La stessa cosa il sindaco Polidori sta facendo per Muggia, sicuramente dopo ci dovrà essere anche un'interconnessione di percorsi, di proposte, perché insomma, abbiamo visto anche la chiesetta, no? Sicuramente bisogna valorizzare tutte le peculiarità del territorio, mi sembra che insomma stia... E tra l'altro anche il successo che ha il Delfino Verde denota anche questo, benché poi il Delfino Verde si possa considerare non tanto un'attrazione turistica quanto un mezzo di, sicuramente un mezzo di trasporto pubblico perché, quotidiano. Conosco tante persone che la mattina che vengono a lavorare con il Delfino Verde, ma questo mi sembra che l'abbia detto anche prima nel collegamento, ma sicuramente è molto più comodo arrivare col Delfino Verde che magari prendere l'autobus della linea 20. Tra l'altro è velocissimo, abbiamo visto. Sì, mi sembra anche una capienza di 300 posti, quindi sicuramente agevole per chi deve arrivare, e oggi parte, questo mi sembra l'avete anche detto, il collegamento Trieste, Barco e la Grignano-Sistiana, e quindi anche questa è una cosa importante, turistica, ma anche come dire, per i triestini, per arrivare a Sistiana senza usare la macchina. Tra l'altro questo sviluppo come dire, più che notevole del turismo a Trieste, no? Basta andare in giro, si sente parlare tutte le lingue, tra l'altro, non mica solo dialetti del nostro paese, eccetera. Ve lo aspettavate? Cioè a dire, immagino di sì, però forse così... Ma diciamo che sicuramente c'è stata una progressione veramente importante dei dati turistici, questo viene confermato dagli albergatori e anche viene confermato dalla tassa di soggiorno, perché quello è anche un numero, perché diciamo che è stata realizzata e quindi c'è un numero che viene dato, ci dà proprio la contezza di quanti turisti e di quante giornate passano qui a Trieste. Chiaramente questo turismo quasi un po' improvviso in questi anni porta magari delle difficoltà, che sono quelle dei parcheggi, che dovremmo sicuramente affrontare, anche in Porto Vecchio il ritorno anche dei magazzini Green Sesam in capo al comune forse potrà già dare dei benefici prossimamente, quindi speriamo di poter realizzare quello che manca,
mancano a Trieste magari anche delle piste ciclabili perché arrivano tanti turisti sulle due ruote, si sta comunque provvedendo, si stanno realizzando man mano dei percorsi che non possono essere unicamente, come dire, delle linee come ad esempio adesso via Flavia sembra essere un percorso ciclabile, ma effettivamente non lo è, perché anche se diciamo, qualche anno fa sono state posizionate delle cartellonistiche che fanno vedere come percorso di collegamento, però ecco, dobbiamo anche concentrarci su questo tipo di turismo perché sicuramente è anche questo in progressione. Allora, leggiamo una mail: non chiudete i distretti, sono molto utili, specialmente, però allora, qui bisogna anche fare un po' di attenzione. Non vengono chiusi i distretti, vengono accorpati, io dico la versione ufficiale, vengono accorpati i consultori familiari, non vengono chiusi i distretti. Questo è un progetto che c'è, infatti dobbiamo capire anche un po' le motivazioni, perché bisogna capire anche il personale, che è quello un po'. Il problema base della sanità in questo momento è un po', da come mi viene rappresentato, è il personale, cioè medici, infermieri, che c'è una grossa difficoltà. Poi anche in base all'utenza ci saranno delle valutazioni, vedremo questo progetto come si concluderà. Allora, noi siamo in attesa e mi pare di capire che aspettiamo, prima, eccolo qua, pronto, non appena lo nomino appare, è come se ci fosse una pericolosa, come si dice, un pericoloso collegamento mentale. Allora diamo la linea a Marco Stabile, anche perché sennò poi perde il Delfino Verde e quindi poi sono dolori. Sì, Umberto, allora ultimo collegamento con il sindaco Polidori di Muggia, da Muggia, perché mentre arriva il Delfino Verde che poi ci riporterà a Trieste, il sindaco deve ritornare sul tema dell'altro collegamento a cui si sta lavorando per portare turisti, bagnanti da Muggia all'interramento acquario, che è la nuova playa muggesana, diciamo così. Acapulco dell'Adriatico. Beh sì, stiamo lavorando in realtà da un anno affinché dal Delfino si possa prendere un'altra imbarcazione, quindi non un collegamento diretto da Trieste, per andare poi su tutta la costiera che va da qui fino a Lazzaretto, che è un tratto di costa che è apprezzato tantissimo da tantissimi turisti, non solo da muggesani, anche da triestini, perché chi sta a Borgo San Sergio, forse anche a Valmaura, magari gli conviene anche venire qua, lasciare l'auto, ovviamente quel discorso si faceva su Caliterna, nel momento in cui sarà pronto di là lascia la macchina, prenderà il traghetto e andrà direttamente sul litorale, quindi sulla zona di acquario. Questo perché? Perché ovviamente c'è da alleggerire anche, oltre al fatto di avere un'opportunità in più per lo spostamento, e per cui uno si può portare anche le biciclette, arrivare qui e andare al mare, ma anche per alleggerire questo tratto di strada che, come si è visto prima, dalla galleria ma anche verso Lazzaretto d'estate è molto intasato, anche perché la carreggiata è molto stretta. Quindi avere questa opportunità in più di vivere e di godere anche dal punto di vista turistico dalla barca un tratto di costa così, sicuramente un valore aggiunto. Stiamo vedendo con la Regione, con TPL FVG e quindi anche come il Comune di Muggia che fa la sua parte, di mettere in piedi questa progettazione che può partire anche a livello sperimentale, ma che io sono sicuro che avrà un bel successo. Allora, avviciniamoci Elisabetta al Delfino Verde, su cui rimonteremo, perché si sta praticamente plasticamente dimostrando quello che dicevamo prima. Manti ciclisti. Abbiamo un po' di problemi. Persone che hanno Delfino Verde sulle rive di Trieste e che poi si fanno riconsegnare il proprio mezzo a due ruote. Ciao ai ragazzi. Ciao. Allora abbiamo un po' di problemi con il collegamento, peccato perché è arrivato proprio nel momento clou, però insomma chiedo scusa, posso immaginare quello che avrebbe detto Marco. Abbiamo visto appunto che c'è un notevole numero di turisti scolaresche che magari vengono appunto poi, no, abbiamo ripristinato. Vai Marco, vai. Che succede?
Eccoci qua, dicevamo tanti in bicicletta che arrivano, adesso vanno a rirecuperare il proprio mezzo quando sono tutti sbarcati, perché ha una stiva speciale l'imbarcazione che permette poi di far arrivare le biciclette. Una dimostrazione anche di un turismo green. Marco, se pensiamo che siamo in un orario a metà mattinata di una giornata feriale, quando c'è ancora il periodo scolastico, direi che l'afflusso anche di ragazzi appunto dalle scuole di Trieste, ma non solo, anche di turisti, mi pare che sia già significativo. Infatti vedete le biciclette che vengono sbarcate, ed ecco che il collegamento nave-bici diventa realtà qui a Muggia, dove tra l'altro poi si troverà anche il famoso infopoint che abbiamo fatto vedere prima per tutte le informazioni del caso. Grazie al sindaco di Muggia Paolo Polidori, e noi tra poco ci ricolleremo con te dal mare. A tra poco. Grazie a voi, buona giornata. Grazie al sindaco Polidori. Approfitterò anch'io di questo collegamento perché ho appena preso una mountain bike e quindi lo utilizzerò volentieri. Andiamo in pubblicità perché sennò veramente ci sgridano. Allora, rientriamo in studio. C'è una mail che era arrivata, per dire la verità, per la consigliere Pellegrino, però la faccio anche a lei come domanda, perché riguarda Servola, insomma so che lei era anche presidente di circoscrizione, se non mi sbaglio, no? Sì. Dice: cosa si potrebbe fare per il boschetto di Servola e il giardino dell'ex scuola di Via dei Giardini inquinati? Ma allora penso che parli della pineta Miniussi e del giardino della scuola Damiano Chiesa, presumo, sì, che all'epoca erano identificati come sito inquinato, poi sono state fatte delle attività dove di fitorimedio, dove di scavo del terreno. Su entrambi i siti so che ci sono dei progetti diciamo con dei fondi europei che non c'entra nulla col PNRR, solamente a causa un po' di questa situazione, di questi progetti che hanno delle date, delle tempistiche importanti, si sono rallentati tutti gli altri progetti che avvenivano in modo triennale, mi sembra il Portfesr, che diciamo che avevano delle tempistiche anche queste precise, ma erano continuative da parecchi anni. Adesso con questi progetti PNRR con delle tempistiche molto stringenti, gli altri purtroppo hanno dei ritardi, degli slittamenti. In questi progetti so che c'era ma non l'ipotesi, c'era proprio la volontà di andare a riqualificare la pineta Miniussi, di riqualificare anche l'area esterna della scuola Damiano Chiesa con la realizzazione di un passaggio tra Via dei Giardini e Via del Ponticello, che era una cosa che era richiesta dalla cittadinanza. Quindi su queste due cose posso dire che la volontà e il progetto c'era. Spero che queste attività vadano comunque in accelerazione prossimamente. Allora, in attesa di ricollegarci con Marco Stabile, penso che si collegherà anche nel viaggio di ritorno da Muggia. Affrontiamo un altro argomento, consigliere, ed è quello di questi episodi di non so che si può parlare di microcriminalità probabilmente, ma delle volte anche di macro, per esempio la questione Rolex. Certo, sì. Però insomma ci sono questi episodi come quello abbastanza inquietante di questi due sudamericani che lei ha accoltellato un conducente di Trieste Trasporti che mezz'ora prima aveva aggredito un'infermiera. Sì, quindi sì, diciamo che sicuramente il personaggio è, come dire, è anche vero questo, però vuol dire allora è palese che in questo caso si tratta di persone che probabilmente non stanno bene di suo, perché insomma
Sì, sicuramente non è una persona stabile, è una persona che sicuramente può condurre una vita secondo me normale, però questo non può essere un attenuante dal mio punto di vista, bisogna essere un po' più fermi, decisi. Non so con le leggi cosa si possa fare effettivamente, perché anche lì, però mi metto anche nei panni di un conducente, ma anche di una, non lo so, magari sai, qualcuno ti chiede di un posto a sedere, lo rifiuti e magari quindi ecco, queste cose qua, io direi non devono esistere, però purtroppo queste persone ci sono, sicuramente vanno seguite, però mi sto preoccupando anch'io, perché anche questa cultura del coltello, che devo dire la verità non sento di dire che è una cultura nostra triestina, il fatto di girare con dei coltelli. Ricordo anche qualche giorno fa il ragazzo tunisino a barco che spacciava, è stato fermato, si è tuffato in acqua, è stato comunque ritrovato con un coltello a serramanico. C'è un po' questa cultura da parte di nuovi arrivati, diciamo così, che nulla c'entra con, diciamo, il passaggio ma proprio persone residenti qui a Trieste, che però arrivano con una cultura che magari nel loro stato di provenienza è normale, quindi avere un coltello, avere magari, non so, qualche arma, è cosa che per noi non è accettabile. Quindi io invito sempre anche chi si occupa di integrazione di fare in modo di rendere la nostra cultura conosciuta a chi arriva. Cioè, questo è un invito che faccio alle associazioni che chiaramente si occupano di nuovi arrivati, affinché venga già comunque rende edotti che qui da noi queste cose non devono assolutamente accadere. Poi ci sono delle situazioni un po' proprio ieri ho avuto l'occasione di vedere appoggi nell'area del basket, c'era un materasso, sono tornato e gli hanno dato fuoco. C'è questa, non so, noia un po' da parte di qualcuno, no, ma è un po' una problematica che secondo me Trieste comunque offre ai ragazzi cose da fare dal punto di vista sportivo, culturale. Ci sono i ricreatori che con un costo di 12 euro all'anno possono venire frequentati, quindi non credo che ci sia neanche la difficoltà economica, per l'amor di Dio, ognuno, come dire, l'euro per ognuno ha un valore diverso, però magari 12 euro all'anno anche c'è la possibilità di far frequentare queste strutture che comunque danno la possibilità di svagarsi, di frequentare dei corsi. Dopo vedo che purtroppo ultimamente ragazzi vengono lasciati un po' così liberi e un po', io dico, abbandonati, e forse per noia, forse per così un divertimento malsano. Da più punti della città ricevo segnalazioni di danneggiamenti o di situazioni un po' sgradevoli, e anche su questo stiamo cercando di intervenire, sia con magari maggior controllo, ma anche cercando di andare a raccogliere queste persone per proporle magari delle attività. Tra l'altro, intanto stiamo vedendo delle immagini che documentano che quantomeno Elisabetta Gessi sta tornando. Non so se anche stabile è a bordo del... Caduto, comunque no. La Gessi sta tornando con le immagini, il che è importante. Se poi torna anche stabile è un altro... c'è anche lui in una posa abbastanza plastica. Prego. No, è proprio frizzato, come si dice in genere. No, era talmente plastico io invece volevo segnalare una cosa per quanto riguarda il senso civico dei cittadini e per quanto concerne soprattutto le deiezioni canine. Nella zona dove abito io vive una signora che è non vedente e tra l'altro si capisce che è non vedente solo per il fatto che gira con il cane, perché altrimenti è sempre in giro, va a messa. L'altro giorno ho notato
E devo dire che la cosa mi ha molto... Ho notato che questa signora aveva raccolto le deiezioni del cane. Ora, se c'è lì, se non lo faceva, nessuno le diceva assolutamente niente, perché no. Ma il fatto che una signora non vedente faccia questo, o chieda probabilmente a qualcuno di darle una mano in questo senso, credo che testimoni... Ci siamo, Umberto? Sì. Torniamo dopo il discorso di educazione civica. Dopo lo facciamo. Sì, prego Marco. Allora, di rientro da Muggia sul Delfino Verde, risolto qualche problemino tecnico, alle nostre spalle il Molo Settimo, ma volevo darvi un po' il punto della situazione di questa linea. Allora, sì, certo. Trieste e Muggia, oggi abbiamo viaggiato a bordo dell'imbarcazione Delfino Verde Deluxe che offre il servizio di collegamento marittimo pubblico, ma da oggi parte anche il collegamento Trieste, Barcola, Grignano, Sistiana, tutti i giorni della settimana, tra l'altro con un incremento importante, per esempio sulla Trieste-Muggia 45.000 passeggeri da gennaio a maggio, un aumento del 25% rispetto al periodo Covid, ovvero al 2019, e come avete visto tanti passeggeri in bici, perché c'è la possibilità di portare la propria bicicletta e poi di proseguire il proprio viaggio. Alle nostre spalle c'è il porto, il Molo Settimo, prima ne parlavamo, cuore pulsante del porto di Trieste, ma devo dire che insomma, questa visuale è veramente spettacolare per permetterci di vedere quella che è la nostra città dal mare. Con il sindaco Polidori abbiamo fatto un po' il punto sul progetto della galleria, sui nuovi collegamenti marittimi, sul nuovo approdo a mare, ma anche sul centro di Muggia e l'info point che permette a tutti di avere conto di quelle che sono le possibilità Muggia. Abbiamo scoperto assieme anche la chiesa di San Francesco. Qui siamo proprio praticamente banchina esterna del Molo Settimo, l'operatività del porto triestino. Io Umberto ti lascio qualche istante ancora con il tuo ospite, magari mi ricollego prima della fine per un'ultima visuale su una riviera triestina tra Pedocina e Ausonia che sicuramente sarà molto più folta di bagnanti rispetto al viaggio d'andata, vista chiaramente la bellissima giornata di sole. Allora grazie ancora a Marco Stabile, lo risentiamo dopo. Sì, dicevamo appunto del senso civico di questa signora il senso civico in generale, deiezioni canine, ma anche le immondizie, anche i rifiuti ingombranti, cioè molto spesso si ricevono segnalazioni di sporcizia, di mobilio abbandonato lungo la strada. Sì, purtroppo questo c'è, però sappiamo benissimo che anche l'immondizia a terra non è che si autoproduce, no? Cioè, quindi bisogna, cioè, nel senso, questo vorrei dire, cioè, non è che, secondo me nel mondo neanche lo spazzino ci dovrebbe essere se tutti fossimo bravi. Sì, chiaramente come l'arbitro nella partita di calcio, in teoria se tutti sono bravi non dovrebbe nemmeno fischiare, chiaramente ci deve essere. Stessa cosa il servizio di pulizia, il servizio di rimozione di questi rifiuti ingombranti, perché è fisiologico che ci sia questa situazione. Però ecco, secondo me l'educazione civica, come è stata reintrodotta a scuola, adesso nelle scuole è stata da 1 o 2 anni reintrodotta come materia, ma proprio per far anche pensare già da bambini queste situazioni, far presente che viviamo tutti nella nostra città, quindi il fatto di prendere la carta e buttarla a terra, cioè è un gesto che veramente a me manda tante volte fuori dai gangheri, no? Quando vedi una persona che getta questa carta con nonchalance. E dopo magari la stessa che telefona e dice guarda che lì non è sporco, non passa nessuno a pulire. Sì, ma ecco, cioè, se tutti facessimo maggiore attenzione e magari ognuno si prendesse cura dei 5 metri davanti a casa propria del marciapiede, un negozio come già tanti lo fanno, sicuramente la città ne gioverebbe per tutti. Stessa cosa per le deiezioni canine. Se tutti raccogliessero le deiezioni canine, i cani chiaramente non hanno colpa, e poi la città a livello italiano con la maggior percentuale di animali, quindi è una cosa molto bella, quindi i cani ci danno compagnia, ci fanno allegria, però
sicuramente danno delle problematiche, cioè bisogna portarli fuori, però portandoli fuori bisogna anche provvedere a raccogliere quanto lasciano a terra. Quindi ecco, ricordo, ci sono i bambini dell'asilo che con il trolley vanno sui marciapiedi e si portano a casa questi ricordi. Ci sono le persone disabili che utilizzano le mani per le ruote, con queste ruote che vanno sopra le deiezioni canine. Certo. Quindi magari diamo anche questi pensieri quando lasciamo a terra, perché proprio vedo molto spesso questi bambini con il trolley, con queste ruotine che magari non riescono a fare attenzione e si devono portare a casa i ricordi. Ripeto, poi se una signora non vedente lo fa, a maggior ragione chi... Beh, la difficoltà non c'è, c'è solo la volontà di farlo, quindi non dobbiamo dar scuse su questa cosa. Ci può essere la scusa della mancanza del sacchetto per una determinata volta, però come a tutti può succedere. Però ricordiamoci che la grande maggioranza delle persone sono molto brave, perché altrimenti sarebbe veramente una città sommersa. Quindi molto bene, bravi triestini, cerchiamo magari di migliorare un po' tutti. Senti, in consiglio comunale come va? In consiglio comunale, adesso un attimino vediamo il delibero, arriverà l'assestamento di bilancio prossimamente. Diciamo, abbiamo affrontato negli ultimi periodi la Tari, l'Ilia, tutte le nuove tasse che potranno dare sicuramente una maggior soddisfazione ai cittadini. Con la regionalizzazione dell'Ilia, ex IMU, quest'anno si è scelto di mantenere quanto era già presente negli scorsi anni. Con i prossimi anni, con una ricognizione attenta delle entrate ex IMU in base alle varie categorie, si potranno modificare andando a rendere delle agevolazioni sicuramente. Una prima è già comunque avvenuta per legge regionale, quelle per le attività industriali commerciali, gli immobili commerciali che hanno già 0,01 di riduzione. Senta, è brutto parlare di cose, di case altrui, diciamo. Questo spostamento dei 4 transfughi della lista di piazza al gruppo misto ha comportato, a parte l'arrabbiatura dell'assessore Rossi, ma vabbè... sì, in effetti è una cosa, diciamo, di casa altrui, cioè sono non è elegante, 4 amici, no, sono 4 amici. Ecco, è una scelta che è stata fatta loro, comunque sono attualmente nel gruppo misto, diciamo, l'unità della maggioranza è rimasta la stessa anche nelle riunioni che abbiamo realizzato successivamente a questo passaggio, quindi adesso c'è Roberto Cason che è comunque il capogruppo del gruppo misto, quindi rimane lui come figura all'interno anche della capogruppo che viene realizzata, quindi dal punto di vista della maggioranza nulla è cambiato. Nulla è cambiato. Allora vediamo se, non ho capito se riusciamo a ricollegarci ancora giusto un attimo con Marco Stabile, che fra l'altro non vedo impostazione, ma abbiamo comunque le immagini che ci invia Elisabetta Gessi dal Delfino Verde. Desumo che Stabile non sia in grado di collegarsi. Ah no, c'è. Eccolo qua, bisogna solo aver pazienza. Prego. Sì, Umberto. Sì, vai Marco, sei collegato. Eccoci qua nel tratto finale dell'approdo verso Trieste del nostro tragitto nautico. Sullo sfondo vedete approdato in banchina un traghetto delle linee Ro-Ro turche che collegano Trieste con la Turchia, e quindi è iniziata anche questa mattina l'attività in banchina in Riva Traiana. Subito dietro c'è l'Ausonia, c'è il Pedocin, c'è la Trieste balneare che si risveglia. Abbiamo visto i primi aficionados attorno alle ore 8 quando siamo partiti.
partite. Oggi, anzi adesso dopo 2 ore sicuramente la situazione sarà ben più folta diciamo sugli stabilimenti balneari triestini. Come vedete, nave approdata non da molto in banchina, poi vedremo se ci sono le operazioni in corso di sbarco o imbarco di questa che diciamo è la banchina simbolo del collegamento della città di Trieste con i porti della Turchia, che garantisce un continuo arrivo e partenza di semirimorchi da Trieste ai porti turchi. Quella in banchina è imbarcazione della DFDS, mentre sullo sfondo vedo già la lanterna e dunque il pedocin. Vi ribadiamo ovviamente che noi siamo in collegamento ogni mattina a Sveglia Trieste dal lunedì al venerdì con questi collegamenti esterni che vi vogliono far vedere Trieste, Muggia, il nostro territorio da angolazioni diverse. Ieri eravamo a Valmaura, eravamo al Castello di Miramare, eravamo in centro città tra Piazza Goldoni, Piazza della Repubblica, insomma ogni giorno scegliamo un modo diverso per raccontarvi la città d'estate. Ecco la Sumela Seaways appena approdata in banchina, e credo che in questo momento debbano partire ancora le operazioni di scarico perché è ancora totalmente piena. Lì sullo sfondo gli stabilimenti della nostra Trieste balneare, il primo è l'Ausonia, quella sorta di palafitte che vedete sullo sfondo, e dietro c'è il pedocin. Umberto, non so se è ancora tempo, ti devo cedere la linea perché siamo quasi in chiusura di questa mattinata assieme. Abbiamo solo un minuto effettivamente, quindi penso che lo utilizzeremo per i saluti. Bene, allora ti lascio la linea, ti lascio con questo scenario della Trieste vista dal mare. Sicuramente torneremo in barca altre volte a farvi vedere altre particolarità della nostra riviera, del nostro porto e delle nostre zone balneari. A te Umberto. Bene, così sono tornati sani e salvi. Beh, la prossima volta andranno a Barco e magari o a Grignano. Sì, figuriamo, questi poi non si fermano più. Grazie allora a Stefano Bernobic, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, per essere stato con noi. Grazie a tutti. Chiedo scusa ancora ai telespettatori se oggi è stato impossibile collegarci telefonicamente, c'è un problema che cercheremo di risolvere. Sveglia Trieste torna sabato, attenzione. Domani saremo in onda solo con i 2 telegiornali, torna sabato come sempre alle 7. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie, arrivederci.